faccia da villano. Esce Cinzia dal balcone, dice letto e colazione, con la lavanda, con rosmarino, fate baldoria fino a mattino. Passa lontano, passa di festa, passa quel treno nella tempesta, canta gioiosi, rompe nel buio, sveglia la notte di Orta San Giulio. Suonano le corde della taranta, luci di chiesa di Lago di Santa, salva la nave nel poco tempo, andata e ritorno felice e contento. Dimmi se cavalco notti sanguinanti, qua chi c'è, il mostro balla con i santi. Dove sei? Cosa fai? Mente sciopata, mente assopita, mentre mi dedico alla partita. Dietro di noi mollano i buoi, guardo il cavallo nel prato che va, la curva a destra, gira a sinistra, guardo la donna che adesso si impasta. Questo cervello troppo connesso, del tutto solo, tocca l'eccesso, da questo sole perde il contatto, perde i messaggi e rischia lo sfratto. Scrivo di laghi, donne e tempeste, perse nell'acqua di terre arse. Ecco la luce, prendo la voce, zitto silenzio che tutto tace. Dimmi se cavalco notti sanguinanti, qua chi c'è, il mostro balla con i santi. Buongiorno, sono Laura, sono disabile, è un modo, utilizzo questa bicicletta per andare finalmente, per pedalare un pochettino, muovermi. Farò chilometri con questa bici, ma non è questo che volevo dire. Quando io vado in giro con la mia elettrica, ho molte difficoltà, qua perlomeno nessuno mi intralcia, ma andare in giro per stare in bicicletta o con la mia elettrica è molto più difficile. Adesso vi faccio vedere come faccio, ma più avanti ci vediamo sulla vita vera. Ciao! E questa mattina, oltre a dare spazio ai giovani con queste canzoni che apriamo i sabati ma anche tutti i giorni, io saluto Laura Licciardello, disabile scrittrice che avete visto è qua. Guardate che bel sorriso che ha Laura. Buongiorno Laura. Buongiorno, tante pedalate, sentirete cosa fa Laura Licciardello, questa voglia di esserci, di fare. E saluto anche Giulio Catullo, scrittore anche lui, che ha scritto vari libri, adesso presenterà I Marchesi di Rocca Sacra, L'amore ritrovato, Racconti sotto il sole. Perciò questa voglia di scrivere, di mettere su carta e scrivere con una penna che poi diventa magica perché escono dei racconti meravigliosi. A volte pensiamo, mamma mia, quante idee, quante storie, quanta fantasia. Allora partiamo proprio da Laura Licciardello. Allora Laura, grazie intanto di essere con noi, ma soprattutto questa voglia di vivere, di sentirsi come tutti gli altri, di non aver barriere, perché noi purtroppo da una vita etichettiamo tante persone con degli aggettivi e questo non va bene, perché io penso che dovremmo iniziare a chiamare con nome e cognome, visto che li hanno e ce li hanno, e non etichettarli. Purtroppo è un mondo fatto di etichette ormai. Cosa ci dice Laura? La Laura dice intanto ringrazia Mirella per il gentile invito che mi ha fatto. Niente, dobbiamo essere un attimo contenti di essere vivi, di avere l'opportunità di andare in giro. Le barriere architettoniche purtroppo sono
dappertutto ce le teniamo. Nel mio quartiere, ormai mi conoscono tutti, tutti hanno attrezzato i loro negozi con delle semplici salite o aperture di porte scorrevoli, però dappertutto non è così. Basta salire un attimo in tram, andare in centro e subito. Poi un'altra cosa che mi dà molto fastidio. Ultimamente questi benedetti o maledetti monopattini me li trovo dappertutto, mi scorrono in fianco, non me ne accorgo, devo stare attenta. Mille avvertenze. Non è possibile andare avanti così. Poi le macchine sui marciapiedi. Scusa, vado via subito, scusa, vado via. No, non si fa, non è così. Ci vuole un attimo di amor proprio, di pensare anche agli altri. È difficile, è proprio difficile. Non è, Laura, che forse dobbiamo imparare di più e usare di più la parola rispetto? Perché io vedo che ormai quasi tutti, non tutti, quasi tutti, al mattino escono e si fanno le proprie regole. Io mi comporto come voglio, io faccio quello che voglio, tanto qual è il problema? Senza pensare che poi metti, come ha spiegato molto bene Laura Lizzardello, a rischio anche determinate persone che hanno bisogno di certe precauzioni, che hanno bisogno del tuo rispetto. Ma perché c'è così poco rispetto? Una volta, almeno si dice, ce n'era di più, c'era più rispetto. È vero, non è vero? Come vede la situazione, Laura? Guarda, nei miei confronti, devo dire la verità, molti hanno rispetto quando mi vedono, mi aiutano. Però non vorrei che fosse una cosa così tanto per fare. Tanto è successo a lei, si voltano dall'altra parte. Sì, mi aiutano, per carità. Posso raccontare un episodio? Una volontaria, tra virgolette, mi accompagna a fare la spesa, mi aiuta qualcosa, dopo la sento nell'altra corsia dire sì, sono qua con un'handicappata, l'aiuto a fare. Ma no, non si fa, non si dice. L'inavia, l'indifferenza, la voglia di non provare alcuna empatia non va bene. O fai il volontario come Dio comanda, adesso lasciatemelo dire, oppure non ti provi. Noi non abbiamo bisogno della carità, della poverina, questo, quello. No, proprio no. Vede Laura, il problema grande è che culturalmente non ci siamo evoluti. Molti di noi sono rimasti fermi a quelli che erano proprio le tendenze di una volta di chiamare queste, io lo dico sempre Laura, una volta li chiamavamo storpi, poi handicappati, mongoloidi, diversamente abili, disabili, non abbiamo mai chiamato le persone per nome. Questo ha diviso la società, ha diviso con quelli che pensano di essere normali, sono i più disabili di tutti, e lo dico io questa parola anche se non la uso mai, perché veramente mi dà fastidio, senza pensare che di fronte hai una persona con i suoi valori, i suoi pregi, i suoi difetti, e perciò iniziare a chiamare queste persone col nome, Laura, Maria, Antonio, forse sarebbe meglio e ci farebbe aprire gli occhi. Allora abbiamo Rinaldo in linea. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto sentivo parlare di una roba interessantissima, perché guarda, finché non ti capita una roba del genere, mi confradeo è in carrozzella da 3 anni, perché ha fatto un mito. So cosa che vuol dire, cosa che prima magari non vedevo con gli stessi occhi, però mia Venezia, vuoi sempre aiutare la gente disabile, perché sul mercato non chiederemo, vedere robe in mezzo, gli aveva da passare, ho sempre avuto che fare, ma non era un piacere, è un diritto, che ti aiuti una persona del genere, non ti fa un piacere, ti fa un diritto, in più ti dimostri, vabbè, cosa che ti provi verso le ore. Stiamo a parlare di robe che sono assurde, gli insegniamo l'inglese ai figli, non gli insegniamo il russo, il cinese, e non gli insegniamo l'educazione nei confronti di chi soffre. È una vergogna anche di noi genitori, ti ha capito? Perché la roba approfitto dell'occasione per aiutare il pesce,
è il nostro alpinista, va bene, che c'è tanto che noi vedremo. E dopo cosa ha avuto che dire, il mondo va come va, guerre, si coppa uno con l'altro, non state in premura, uno alla volta moriremo tutti, non siamo pappagalli, non siamo eterni, sulla terra, cercate di vivere bene, di rispettare gli altri. Poi mondo Dio, delle volte si può anche sbagliare perché non c'è sempre tutti i momenti uguali, però dentro di te, che ha fiammea di ricordarti degli altri, ti va da averla, ti ha capito? Io ho detto 100 volte, che ti fa del bene, ti diventi libero, ti dai fuori libero, perché qualcosa di buono, anche se non ti dà niente, ti ha fatto una roba buona, ti ha aiutato chi che ha bisogno. Vi faccio tanti auguri a questa signora che aveva intanto una bella idea, perché aveva un'espressione di gioia, di contentezza, va bene? E che ha uno tutto il bene che possa avere in tutta la sua vita. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Grazie, grazie caro Rinaldo. Adesso presentiamo anche Giulio Catullo, questo scrittore di libri, tanti libri, ne ha portato anche diverse copertine, ma anche un libro, I racconti sotto il sole, ecco qua lo faccio vedere io. Perché I racconti sotto il sole? Dove è nato questo libro, Catullo? Niente, dalla mia fantasia. Sì, no, perché quando scrivo un libro non è che stia lì a pensare devo fare, devo così. No, mi metto lì con la penna e scrivo quello che mi passa per la mente. È frutto proprio di fantasia, per questo che riesco a fare le cose benino. Ecco, però benino vuol dire anche che poi questo lettore capisce l'importanza di prendere il libro e di leggere. Bisogna intrigare il lettore, o sbaglio, Catullo? Sì, bisogna creare nel lettore quel desiderio di conoscere un po' la descrizione del contenuto, diciamo, del libro. Se c'è un racconto, allora deve vedere, quando legge, deve vedere l'immagine davanti a sé. Se io riesco a far vedere quello che vedo io a una persona, quello ho già raggiunto lo scopo, diciamo, perché è una cosa, se piace, allora dobbiamo essere in due a compiacerci. Io perché l'ho scritto e quello che lo legge, per esempio c'è scritto Il giardino di Andrea, descrivo il giardino di mio figlio in una maniera molto bella, elegante, semplice, e poi a un certo punto passa un treno, fa un sacco di confusione, poi due secondi dopo ci sono gli alberi, il treno passa e ecco, quel rumore mi ha dato proprio lo spunto di scrivere Il giardino di Andrea. E là descrivo tutte le sensazioni che provavo io nei rumori della natura, nell'arietta che a volte si sente quel leggero fruscio tra gli alberi, il cinguettio degli uccelli, il treno, lo sferragliamento del treno che corre. Ecco, io ho messo tutti assieme queste sensazioni, questi rumori, e li ho descritti. Allora, se io provo quella gioia a scrivere quello, devo creare nella persona che legge un certo interesse e farlo sentire anche lui in quel momento partecipe di quel raggruppamento, di quegli alberi, di quella scenografia, che se vogliamo, no? Ecco, allora io sono contento e quello lì deve avere la stessa contentezza che io. Sarà egoismo, non lo so. Fatto sta che a me piace fare così. Allora, il silenzio, ad esempio, è questo silenzio meraviglioso che ti fa veramente riflettere, ti fa sentire i rumori in un'altra maniera, perché sì, solo nel silenzio riesci a capire i famosi rumori che ha detto, sì, l'importanza, sì, del suono che, sì, senti in quel, sì, momento. Solo il silenzio, esatto, ci dà queste sensazioni, ma ce n'è poco silenzio ultimamente. Cosa dice Catullo? No, ma il giardino è situato in una posizione tranquilla, per cui si possono distinguere proprio attentamente tutti i rumori e tutte le sfaccettature allora uno gode proprio, dice senti, allora si mette anche con l'orecchio un po' teso, attento per sentire. Per esempio, il canto di un uccello è diverso, il merlo canta diversamente dal passero, che non ce ne sono più, ma allora, e vedi la differenza, e questa differenza ti dà una gioia, proprio ti riempie il sentimento. Se uno ha il sentimento che è abbastanza spiccato, riesce a godere. Se uno non ci bada a queste cose, non fa attenzione, perché anche il silenzio si ascolta
ed a volte diventa anche rumoroso il silenzio, ma quel rumoroso che senti ti dà la sensazione e la gioia di partecipare alla meraviglia del creato. Quando è che si è sentito proprio questa cosa dentro nel voler mettere su carta, scrivere queste sensazioni? L'ha sempre avuta? È arrivata a una certa età? Sì. Quando ha deciso di dire forse inizierò a scrivere qualcosa con tutte queste sensazioni che ho? Esatto. No, da ragazzo ogni tanto scarabocchiavo qualcosa, però poi buttavo via perché sai, i ragazzi hanno altre idee per la testa, la bicicletta, il motorino, eccetera, sono distratti. E mentre poi 35 ho cominciato a capire il significato delle parole, il significato dei rumori, della partecipazione e di immergersi nel giardino, immergersi nell'ambiente e rendersi partecipe, diciamo. Se io guardo un albero, non mi fermo a guardare superficialmente l'albero, ma vedo la scorza, i buchetti, il ramo un po' sporchetto, perché se c'è l'uccellino che... Cioè, il ramo ti parla se lo guardi, l'albero ti parla. Mi parla e a volte mi volto indietro perché a volte magari parlo anche un po' ad alta voce e dice ma quello di cosa fa? Parla da solo, e invece no, sono io che partecipo a quei rumori, diciamo, che sono bellissimi, che ti trasportano, che danno l'entusiasmo, ecco l'entusiasmo della vita, guardare la natura, la montagna, il mare, la campagna, il lago, tutte queste cose, allora ti fanno pensare che oltre noi c'è qualcosa di più concreto nell'aria che ti rende partecipe e ti dà la gioia di vivere, diciamo, ecco. Sentiamo cosa ne pensa anche Laura delle parole di Giulio Catullo, anche lei scrittrice. Come commenta queste bellissime parole che ha detto Giulio Catullo? Prego Laura. Sì, fanno proprio pensare queste parole, ti fanno entrare in sintonia con tutto quello che ci sta intorno e viene proprio voglia anche di vivere perché noi altri, nella nostra situazione, molto spesso è più facile dire no, non voglio andare, non voglio fare, perché abbiamo la nostra comfort zone, come si usa dire adesso, cioè stiamo a casina nostra, non usciamo, ma no, chi me lo fa fare? Fa caldo, fa freddo. Oh, alzarsi dal letto, aprire gli occhi tutte le mattine, è la cosa più bella che possa capitarci. Ringraziare ogni volta il Signore che ci dà la possibilità di vivere questa vita, di vedere all'infuori del nostro appartamento, perché in fin dei conti siamo qua. Chi è a casa, televisione, casa. Basta, c'è tutto un mondo fuori che ci aspetta, ma lo dico perché sono consapevole, altre mie colleghe, tra virgolette, molto spesso non hanno più voglia. È anche colpa di questo Covid che è venuto, che ci ha tenuto dentro a stare tranquille, al calduccio, al sicuro. No, bisogna uscire, vedere, farci vedere soprattutto che esistiamo, abbiamo una vita e non siamo semplicemente a roba da metterla, meno si vede meglio è. Perché una volta gli handicappati, ricordiamoci, non uscivano di casa, no, era una vergogna per la famiglia, guai al mondo. Invece dobbiamo uscire, dobbiamo esserci, dobbiamo fare la nostra vita per quello che ci permette di fare. Senta Laura, quando è invece iniziato il percorso culturale di Laura Licciardello? Quando è che ha sentito questa voglia di scrivere, questa voglia di raccontarsi anche? Ecco, di raccontare anche il silenzio, il rispetto, i valori, i colori, soprattutto i colori, come raccontava Giulio Catullo, la natura che se la guardi e stai attenta è a 360 gradi una meraviglia delle meraviglie. Prego. Sì, semplicemente racconto in questo libro la mia esperienza di vita, cos'altro potevo dire? Quello che sento, quello che mi fanno sentire le cose che mi circondano, anche gli affetti, le esperienze di vita. Per esempio, sono stata contattata
da una bellissima associazione, gli Amici del Villaggio, che dopo avermi corteggiata, diciamo, per un periodo, finalmente sono riuscita ad entrare in questa associazione, mediante la quale facciamo tanti giri culturali, mostre, visitiamo città. Siamo andati anche in crociera e questo ci permette proprio di essere persone normali. Siamo persone normali. Questo bisogna veramente iniziare proprio a capire che forse dovremmo anche noi, come leggerò la poesia poi alla fine, ecco, mettere anche noi questa goccia per dare rispetto e soprattutto far capire l'importanza anche di conoscere, di apprezzare queste persone che forse hanno tanto da insegnarci, basta solo ascoltarle. Allora, Giulio Catullo, è il titolo, come nasce il titolo? Ad esempio, Racconti sotto il sole, però scrivi, però devi fare anche il titolo. Da dove nasce il titolo del libro? Come viene in mente il titolo? È sempre una cosa facile, è una bella domanda la sua, perché io mi trovo sempre in difficoltà quando devo mettere il titolo e penso, ma poi a forza di pensare provo una maniera o un'altra e invece poi saltano fuori sotto il sole, perché ho pensato alla spiaggia di essere disteso oppure disteso nel giardino dove vado spesso, che è casa di mio figlio, e allora lì cerco di raggruppare il più possibile che il titolo dia il senso, diciamo, del contenuto. Abbiamo Sandra da Padova, poi continuiamo, se non mi cade la linea. Vai Sandra. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno agli ospiti. Oh, meno male che sento qualcuno che vuole mettere il naso fuori dalla porta, diciamo così, perché io, anche come diceva la scrittrice, io quando c'era il Covid uscivo con mascherina, guanti, andavo a farmi la spesa, prendevo anche un litro di latte, perché già era una tristezza vedere il deserto, la polizia che girava continuamente, però almeno prendevo aria, almeno vedevo la mia città anche vuota, perché era vuota, però vedevo le signore coi cani e tanti anziani come me e erano fuori. E i giovani si rintanavano col computer, con la televisione, coi giochi e io uscivo tutti i giorni, perché come ha detto lo scrittore, il signor Catullo, io penso che io non so di che segno zodiacale sia, io sono una bilancia e quello che è bello in tutte le sue forme, dalla natura, che può essere anche una coccinella che ti arriva sulla mano. L'altro giorno mi è arrivata una coccinella, non siamo più abituati a questi insetti, a questi animali, e l'ho tenuta in mano, poi l'ho appoggiata su una foglia di un ramo che ho trovato per strada. Allora bisogna assaporare, diciamo così. Poi il discorso handicap fa parte di una cultura vecchia, perché io mi ricordo che chi aveva il figlio Down o la figlia Down cercava di nascondersi perché provava una vergogna, perché la gente derideva, e invece io quando vedo, dico i Down, ho visto l'altro giorno due ragazzi, una ragazza e un ragazzo che si sono conosciuti, era di una tenerezza che a noi umani normali, diciamo così, non abbiamo, Mirella, non abbiamo quella sensibilità che loro hanno. Io sono la prima e la sensibilità si fa guardando fuori dalla porta. Io do un abbraccio a tutti, non voglio più farvi perdere tempo, vi auguro un fine settimana e alla scrittrice auguro tutto il bene possibile, un abbraccio a tutti e due e buon sabato. Grazie Sandra, non ci fate perdere tempo, la trasmissione la faccio per voi, perciò delle volte vi faccio parlare un po' di più, un po' di meno, perché delle volte gli ospiti vanno via, ho dei problemi, ma come vedete cerco di dare sempre la parola a tutti. Quello però che traspare anche dalla telefonata della nostra Sandra da Padova, Laura, è anche questa delicatezza
che ha nel raccontare quando questa coccinella se l'è vista nella mano e l'ha appoggiata in una foglia. Ecco, in quel momento tu sai che devi diventare delicata. È una cosa che forse proviamo molto poco, forse anche a questa natura che l'uomo veramente ha distrutto, ha violentato, ha sfruttato anche il minimo millimetro per fare delle cose che a mio avviso potrebbero anche aver fatto a meno di farle, perché se continuiamo così, avete sentito anche ieri cosa hanno detto gli esperti sull'ambiente, ieri era la giornata dell'acqua, se continuiamo così chissà in futuro cosa rimarrà a questi giovani, a questi ragazzi che non hanno nessuna colpa, hanno solo la colpa di essere nati a mio avviso in un momento veramente sbagliato, perché i messaggi che arrivano sono veramente terrificanti e non va bene, perché il futuro è loro e dovremmo pensare più al loro futuro. Cosa ne pensa Laura? Una cosa, non ci sono parole per dire un'esperienza simile. Intanto la coccinella è una cosa stupenda e comunque tutto quello che abbiamo intorno a noi bisogna apprezzarlo, bisogna curarlo, volergli bene. Come vogliamo bene a noi stessi, dobbiamo volere bene a tutto ciò che ci circonda. Non possiamo dare intanto, non dobbiamo dare nulla per scontato. L'acqua, questa cosa preziosa, sprecata come non si può sprecare, né l'acqua né l'aria che abbiamo tutti intorno. Non dobbiamo dare nulla per scontato, neanche aprire gli occhi la mattina non dobbiamo dare per scontato. Tutti siamo nella stessa barca, vediamo di darci una regola. Quello che veramente rammarica è perché questi segnali ci sono, gli esperti parlano molto chiaro e ne abbiamo anche di molto bravi, non solo in Italia ma in Europa e nel mondo, ma sono voci inascoltate, pensate, che gridano attenzione, attenzione all'acqua, e noi pensiamo di fare la pista da bob, il ponte di Messina, invece di mettere a posto l'acquedotto italiano, che è un colabrodo nel vero senso della parola. Capite che delle volte mi arrabbio perché c'è il motivo. Abbiamo l'acquedotto italiano che è un colabrodo e poi invitano alla persona di dar da bere ai fiori, all'orto, e poi si pensa di dirottare questi soldi che sono soldi pubblici o soldi che arrivano dall'Europa per veramente sistemare questo paese, che vengono dirottati su dei business pazzeschi e molti soldi andranno in tasca di pochi a sfavore di noi. Ma Catullo, perché queste persone che dovrebbero avere il buon senso, sono dei padri di famiglia che dovrebbero avere un bilancio che porta beneficio al paese, di tagliare questi rami secchi, ecco, di avere questa delicatezza quando amministri di un territorio fragile? Ecco, la fragilità la politica forse non la capisce. No, effettivamente ha ragione signora, perché i responsabili è come una bilancia. Abbiamo una carica di cattiveria da una parte e una carica di bontà dall'altra. Però ultimamente la carica di bontà si è immiserita, diciamo, ed è esplosa la parte più aggressiva, la parte più egoista. E non va bene così, e non riescono a capire. Proprio quando si entra in quell'ambiente, e difatti io nel mio libro, scusi se... Prego. Nel mio libro che ho scritto Nella tana del lupo ho descritto un po' tutto l'ambiente politico, l'ho scritto in maniera rispettosa, diciamo, però il peccato c'è. Leggiamo qualcosa? Allora, si possono leggere queste Certo. 3 righe. Racconto sentimentale con qualche richiamo storico-politico. Il titolo è Nella tana del lupo. Ci dà già la sensazione di un posto frequentato da persone desiderose di cimentarsi per dimostrare a se stessi la loro capacità e le loro astuzie. L'ambiente è proprio giusto. Per questo è bene conoscere il significato di quell'ambiente pieno di attività vivaci, scontri verbali, anche tra amici, e schermaglie di lotte intelligenti e sotterranee, però sempre coperte da un velo di perbenismo. Ecco quello che mi dà fastidio. E quando oh ciao caro, oh vuol dire, e poi dietro hanno l'arnese per come Laura che ha raccontato di questa volontaria. Guglielmo, giovane dal carattere tranquillo e gioviale, incontra Alessia, che sono i 2 personaggi, che vuole fare politica.
e spera di riuscire ad essere eletta consigliere comunale nella città di Venezia. Qua l'ho messa perché ci vuole, Venezia deve essere sempre in mezzo. Guglielmo, esperto di quell'arte, le promette il suo appoggio e si impegna ad insegnarle a fare politica e a destreggiarsi per agire e muoversi di conseguenza. Alessia riuscirà ad occupare la poltrona di consigliere al Comune di Venezia? Mi domando. È quello che spera. Anche se poi, Sì. anche se poi e vede, tra signora dire e Mirella, fare... io dico una cosa, tanti consiglieri aspiranti in qualsiasi organismo entrano fiduciosi, poi vanno dentro e come che fossero bloccati, diciamo, e si bloccano. Ecco perché non si fa mai niente, perché c'è la massa compatta di quelli già destreggiati all'aggressività che li bloccano e loro perdono. Difatti a volte diciamo, ma questo qui non è rappresentante, deputato, consigliere comunale, tutti i vari consigli che ce ne sono a quintali di consigli, va bene, e non so cosa facciano, e niente, si perdono. Ma i principi, quello che avevi promesso, ah sì, adesso guardo, aspetto, vediamo, e niente, è tutto così. E poi non succede perché niente. La bilancia pende sempre dalla parte del male. Sì. E il potere e il male, tanto è vero che il potere ha annebbiato il cervello di molte persone, proprio hanno il cervello annebbiato, pensano di essere eterni, non basta mai tutto quello che riescono a racimolare e purtroppo il problema è che sono pagati anche da noi, sono soldi nostri che dovrebbero essere impiegati molto bene, visto veramente i problemi che abbiamo nel nostro territorio. Laura, queste parole che ha detto Catullo però fanno pensare anche a questi ragazzi, perché dicono dovete fare politica, dovete interessarvi di politica, ma gli esempi non è che siano così allettanti ed questo è un grande problema, ma soprattutto questa gioventù che si sta chiudendo sempre più in se stessa, sono chiusi a riccio, si stanno facendo del male perché qualcuno non li sta ascoltando. Prego Laura. Diciamo anche una cosa, che i giovani per comodità sono sui social. Sono sui social, non li togli il telefono neanche se vuoi. Comunque volevo dire una cosa a proposito del potere, che diceva il Signore prima. Il potere è dato dai soldi, è inutile quando uno entra in quel circolo vizioso, vede soldi, soldi, soldi. I consigli, tutti sono capaci di dare consigli. Ogni cosa che ti succede, io se fossi in te farei, io se fossi in te farei questo e ti consiglio questo, ma consigli cosa? Ci vogliono i fatti, le parole. I giovani sono bravi, secondo me i giovani sono bravi, perché ho avuto tante vicino a me nei miei confronti, mai una parola, mai un'azione sbagliata. I giovani sono fondamentalmente buoni, tanto è dovuto anche all'insegnamento della famiglia. C'è poco da dire, se il bastone è buono anche quello che nasce da lui. Ma perché Laura, secondo lei, c'è così poca attenzione alla fragilità, poco ascolto alle fragilità, quasi quasi si dà fastidio, ecco, cercano veramente di accantonare il problema, di non sentirlo. Invece il problema c'è, esiste, di barriere architettoniche ne parliamo da anni, sì, hanno fatto qualcosa, ma non è che abbiano fatto più di tanto. Poi la sensibilità anche degli amministratori, che è più sensibile, meno sensibile, ma io non devo essere fortunata ad avere un amministratore sensibile, io devo avere quello che mi spetta di diritto, quello che dice la legge, la Costituzione, ma se poi rimane nella carta. Prego Laura. Infatti, quello che dico io, i miei soldi che do come tasse sono uguali a tutti quelli degli altri. Perché non devono avere i miei diritti? Le mie, per fare un esempio stupido, parliamo del bancomat. È difficile per noi disabili accedere ad un banco. Siamo nel 2024, andiamo sulla Luna. Per avere un'accessibilità normale è praticamente impossibile. Poi i disabili, l'avia, l'indifferenza,
quella sì mi dà fastidio, perché non è possibile come merce di serie B. Ma stiamo scherzando. Noi valiamo, abbiamo una nostra idea, abbiamo le nostre esigenze, ma l'indifferenza è la cosa che più dà fastidio, tantissimo. Brava Laura anche per aver detto l'indifferenza, questo è anche un nemico terribile purtroppo, forse il peggior nemico l'indifferenza, perché proprio l'indifferenza ti umilia, ti fa sentire un niente, questo non va bene. Pubblicità. Siamo con Giulio Catullo in presenza e Laura Licciardello, due scrittori. Io però adesso vorrei dare la parola a Giulio Catullo perché Giulio era anche attore, interpretava questi racconti bellissimi che molti di noi si ricorderanno, Signor Todero Brontolon. Ecco, leggiamo qualcosa, Catullo, Signor Todero Brontolon, visto che brontoliamo sempre. Vorrei leggere un raccontino che ho scritto io, perché a me interessa che sia scritto nel dialetto, diciamo, il dialetto veneziano, veneto, che risvegli un po' la passione per le nostre radici. Ecco, questo che ci tenevo. Il Signor Brontolon ho una specie ma casomai ne parleremo un'altra volta o dopo. Io volevo leggere questo, il Bocco. Il Bocco. Signor Giacomo era proprio un giovanotto di altri tempi, tutto messo a nuovo come sempre. Non aveva mai scarpe sporche e braghe era sempre con la riga e a camisa ben stirata. Tutti questi particolari, no? E i polsini coi gemei d'oro e a cravatta fermata con una spilla d'oro anche qui, e a giacchetta coi sospacchi. Insomma, era proprio un elegante di tanto tempo fa. Se vogliamo dire con simpatia, era proprio un buon tempon. Dirò, tirava per aria la sua cravatta e tirava per aria la beretta e io che andava drio. E mostrava anche tanta simpatia, ma le donne io guardava con una certa titubanza. Forse noi si fidava tanto del carattere, non so. Era duro e un testardo che mai aveva ceduto alle lusinghe dell'amore, perché, come diceva io, le donne toccava la libertà. Ecco, sempre sta mania. Però chissà se che credeva. Perché gli uomini sono anche così, no? Che credeva o no, non lo so. Ieri di mattina ho visto fermo tutto allegro davanti a un cancello quasi verto, che guardava un bel giardino tutto tappezzato verde e che in mezzo che c'era un bel bocco di rosa. Gli alberi tutto intorno c'erano ancora inumiditi, le foglie appena ransignite e tratteneva le giostre di abrosa della notte e tutte le seghette che cominciava a pettoare fin a diventare un gran ciasso, e si avava il becco e gli occhi e tutti allegri e si correva di Dio. In mezzo a tutta questa allegria un raggio di sole passando tra le rose, tra le foglie ancora bombe, e faceva luccicare come fosse brillantini, per dopo andare a carezzare il boccoito che si slungava verso il cielo. Il suo fuggette quasi verde mandava colori chiari e forti, che pareva un tremolar di acqua in riva al mare. Mi sono avvicinato e ho guardato un fiato senza dir niente. Signor Giacomo era distante coi pensieri. I soci guardavano lontano e ho capito che era io pensare a cose belle e quasi mi dispiaceva chiamarlo. Così mi sono deciso, Signor Giacomo, cosa guarda io di bello? E io con un scorlone, quasi imbarazzato, e un fiato rosso sulle ganassi, e mi ha risposto, niente. Guardavo quel bocco di rosa in mezzo e mi sono perso a far pensieri. Anzi, ti dirò che che camminavo a fianco di sto giardino e ho buttato l'occhio così senza pensare. Ciao, ho detto dentro di me, sto giardino così bello, pieno di alberi, pieno di verde, non avevo mai visto ben come ancora. E sì che sono passato un sacco di volte qua davanti, e ora ho capito che Signor Giacomo
e c'era in vena di contarmi qualcosetta, e così a Signor Giacomo che fa me. Signor Giacomo, ecco pensai un momentino, guardandomi quei soggetti vispi, mi ha detto, ti voglio fare una confidenza. Prima, intanto che guardavo quella rosetta in mezzo al prato, mi è venuta una voglia di vedere quel fiore più da vicino. E così ho pensato che mi sono trovato a camminare per arrivare in mezzo e proprio per toccarlo. E sono andato dentro il giardino che sono arrivato davanti. Appena arrivato davanti, che emozione che ho provato a guardare quel bocco così delicato e con tenerezza ho toccato appena. Go ammirare la bellezza e la freschezza e con quella bocca di brusetta anche ancora che bagnava i fuggetti appena aperte, ti faceva innamorare. Sono rimasto incantato un bel tocco a guardare quel bocco sbasucciato al sole che pareva respirasse. Mi ero immatonio dall'emozione e dall'entusiasmo che provavo a vedere i colori del giardino e da tutta l'aria che si respirava tutto intorno. Non so come sia sta, ma guardando ancora quella rosetta, mi è tornata la voglia di accarezzare quei foggetti un poco verdi e così lo slungai a mano. E lo toccai solo un fiato e con un groppo in gola, lo respirai il profumo e lo tirai in drio a mano. Che avrebbe tolto volentieri per me quel bocco. Ma ho pensato che portarlo via dal giardino, dal suo ambiente che c'era nella sua vita, che avrebbe rovinato la sua bellezza e i foggetti che avrebbe sofferto tanto che sarebbe subito a passare. Infatti c'era già vicino al fiore, ma per fortuna ho pensato che quel fiore doveva lasciarlo là. Là c'era nato e là doveva stare. Con un fiato di dispiacere dentro di me, mi sono mosso per andare via e guardando l'erba mi sono accorto che senza voler, per arrivare a guardare il bocco dei vicini, che l'avevo sappigato un pochetto. Sto fatto mi dispiace, così voltandomi pian pianino, mi sono avviato verso il cancello, stando attento a non pestare più l'erba, così sono venuto fuori dal giardino. Adesso sono qua che guardo ancora il boccoetto e solo che a guardarlo mi impinisse il cuore di gioia e di soddisfazione. E ti dirò di più, quel bocco resterà un bel ricordo e lo porterò sempre nel cuore. Signor Giacomo, dopo avermi detto questo, si è fermato e voltando la testa verso il centro del giardino, ella guardò ancora per un tocchetto. Mi, battendo a spalla, che ho detto, signor Giacomo, non pensavo che i fiori che piacesse così tanto. E mi ha risposto, i fiori, i bocchi, mi ha sempre piaciuto tanto per il profumo e la bellezza che ti impedisce gli occhi. E ho sentito, ma dopo un tocco di silenzio, scusate, ma no, dunque dopo un tocco di silenzio alle mie spalle ho sentito una voce una voce di ragazzetta che ha saluta. Buongiorno, signor Giacomo. Signor Giacomo, con la voce soffocata e tutto imbarazzato, e ha risposto, buondì Rosetta. Senza parlare, ho guardato signor Giacomo, se siamo incontrati con gli occhi. Già eravamo tutti e due commossi. Bellissimo, avete sentito delle volte quanto è bello, intanto per come l'ha interpretato Giulio Catullo, avete sentito con quanta grazia ha letto questo racconto al che abbiamo partecipato, sembrava che anche noi fossimo là, ecco, che ammirassimo questo bocco, questo verde. Cosa dice Laura? Sono rimasta entusiasta, senza parole, guarda. Oltretutto un'interpretazione, pareva proprio di essere in quel giardino, bellissimo, con quella rosellina fresca di rugiada. Bella, bella, proprio bella. L'abbiamo apprezzato molto, bravo Catullo, veramente bravo, che ci ha portato in un attimo in un giardino a vedere questo bocco, questa rosellina
che stava per sbocciare, ma soprattutto l'attenzione. L'attenzione che mi è piaciuta molto, Catullo, dell'uomo, di questo uomo delicato, perché al giorno d'oggi noi vediamo tantissimi uomini che non sono delicati, non appartiene più la delicatezza, questa voglia, ecco, di sfiorare questi fiori che siamo noi in maniera delicata, sentire il profumo. Perché molti uomini sono diventati così crudeli, secondo lei, Catullo? Forse la durezza della vita, forse, metto in dubbio. Ma anch'io a volte mi domando perché noi uomini a volte abbiamo questo carattere così aggressivo, forse sono le reminiscenze di una volta, non lo so. Fatto sta che anche a me dispiace vedere certi uomini e a volte, dico la verità, parlo anche male degli uomini. Beh, di certi uomini, perché appunto ce ne sono anche di bravi, non dimentichiamolo, però purtroppo questi sono i numeri. Mi dispiace che siamo così, no? L'uomo è una creatura bella, composta, ha una forza dentro di sé. Se guardiamo anche nella famiglia, nell'insieme, nella società, nel volersi bene, perché cedere in queste forme così disastrose e di poco gusto, diciamo, ecco. Allora, sentiamo se Laura vuole leggerci qualche passaggio anche lei di un suo libro, se ha in mente qualcosa, ecco, come ormai siamo in chiusura, come vuole commentare, che cosa vuole dire, lasciare veramente anche un segno questa mattina, l'appello l'abbiamo già fatto, cercate di avere rispetto, cosa vuole dire Laura? Guarda Mirella, a proposito di interpretazione, posso solo ricordare, posso permettermi di ricordare che a Padova, durante il Festival Biblico che si terrà appunto a Padova, sarà dedicato una scena, un'interpretazione del mio libro. Che si intitola, diciamo anche il nome, così ce lo ricordiamo. Elettra, la forza e la crudeltà. Elettra. E questo, appunto, come dicevo, questo mio libro sarà interpretato tramite un monologo dalla bravissima attrice Caterina Ricomini presso, tramite, avevo detto, tramite il Festival Biblico e all'Istituto Barbarigo di Padova, domenica 12 maggio alle ore 16. Così, perché questo libro domenica quando? Domenica? Domenica 12 maggio alle ore 16 presso l'Istituto Barbarigo di Padova. Brava, così l'abbiamo ridetto. Allora ferma Laura, perché abbiamo Maria da Bovolenta, se no mi cade la linea, poi vi saluto. Vai Maria. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi gratitissimi ospiti. Niente Mirella, sono stata incantata della poesia che ha letto il tuo ospite. Veramente, guarda, una cosa di altri tempi, ma perché non tornano più questi tempi qui? Perché che ci ridanno questi tempi? Guarda Mirella, ormai, guarda, io su questo mondo qua non è che sia, sai che te l'ho detto ancora, non è che sia a mio agio, ecco. Io mi dirai, sei indietro, bisogna andare avanti, io lo so, però con fatica e insomma a me mi piace, sarà che sono tradizionalista, sarà quello che è. A me mi piace le buone maniere, le cortesie che non ci sono più, il passaparola che non c'è più. Io delle volte vado giù nel parco qua, se non sono io che do la parola sono sempre io, sai Mirella, se no buongiorno, buonasera e anche a malapena, gente che ormai conosci, come conoscevo la Sara, sai che è successo quel fatto lì, io la conoscevo bene, aveva una parola per tutto. E niente, insomma, e a me mi piace tanto la compagnia, parlare,
e sentire cose nuove. Non c'è più dialogo, non c'è più niente, guarda Mirella. E io complimenti al tuo ospite, veramente bella. Chiamalo spesso che lega delle belle poesie, Mirella, così sogniamo un po'. Ciao Mirella, buona giornata a te e ai tuoi ospiti graditi. Ciao cara. Ciao. Avete sentito? Io sapevo che voi siete molto attenti. Io so che vi fa piacere quando invito questi ospiti anche a ascoltare, è l'ascolto che sono riuscita a catturare, il vostro ascolto, perché è importante, perché anche sentire questo racconto così ben letto, così ben raccontato, ci ha trasportato in un altro ambiente. Ecco, qua merito di Giulio Catullo che ha saputo interpretare questo Boccolo in maniera incredibile e noi dobbiamo dire grazie. Allora Laura, come ci saluta? Ormai il tempo è finito. Ecco, cosa c'è domani? Che giornata sarà? A me è saltata una manifestazione perché avevano chiamato Vento e Piova, se ne indovinasse una volta, e così mi è saltato tutto, e domani invece hanno detto che sarà un sole bellissimo. Ecco, cosa farà domani Laura Licciardello? Guarda, alla Laura che piova o tira vento, proprio non interessa, perché Laura prende la sua lettera e va fuori, in giro, a vedere gente con l'ombrellino e la vita. Vediamo anche le foto che ha mandato Laura Licciardello, così la salutiamo con queste foto, uscita di casa, vediamo le foto di Laura, adesso le mandano in sovraimpressione. Eccole qua, Laura che esce, ecco qua Laura, prego, commentiamo le foto allora. Oh, lasciamo perdere questa poi all'uscita da una farmacia con la sua salitina tutta fatta bella. Cosa mi trovo davanti? 2 macchine messe là davanti. Ma io dico, no, è vero, non si augura niente, ma capiterà qualcosa. Comunque dai. Chiuso. Si va avanti sempre. Grazie a Laura Licciardello, scrittrice, di essere stata con noi. Sentiamo anche come ci saluta Giulio Catullo, con quale parole ci saluta Catullo? Vi saluto con il cuore, perché vedo che avete un'accoglienza veramente strepitosa e di questo io vi sono grato. Poi in riferimento al giorno dopo vorrei ripetere una frase che ho sentito anni fa, che domani è un altro giorno. E io spero ancora di più. Grazie anche a Giulio Catullo, grazie, pubblicità. Ospiti graditissimi, abbiamo in presenza Don Maurizio Dassier, parroco di Combai, Miane, Premaor, Farò e Campea, e abbiamo collegato anche il dottor Salvatore Cauchi, segretario provinciale Sindacato Medici Italiani. Buongiorno segretario, grazie di essere qui anche lei. Io partirei proprio col Don. Perché? Perché io sono esterrefatta di quello che sta succedendo nel mondo, non solo nel nostro paese, perché tutti abbiamo la nostra guerra. Abbiamo visto gli ospiti che ho avuto adesso, poveretti, quando escono al mattino hanno una guerra da iniziare con delle battaglie incredibili, perché manca il rispetto, mancano i valori, ma soprattutto questo uomo che quando arriva a certi livelli di comando, perde la testa, si annebbia il cervello e pensa di rimanere lui eterno con sto dominio del mondo.
ma alla fine morirà anche lui, lascerà qua tutto anche lui, eppure si pensa di essere eterni. Qualcuno pensa di essere eterno, di gestire a proprio piacere e a proprio gusto quello che è il rispetto invece del prossimo, che non ha fatto niente, che chiede solo di stare tranquillo, sereno. Cosa sta succedendo? Questo Papa che non viene ascoltato, poco. Una volta il Papa era una figura, mamma mia, incredibilmente potente. Nonostante questa saggezza delle sue parole, però qualcuno non ascolta, perché il business è da un'altra parte. Questo è il vero problema, il business, il dio denaro, il vile denaro. Prego, Don. Beh, io non ho certo le risposte, no? Però interrogo, leggo, cerco di capire e beh, è evidente che dietro ogni guerra c'è un business dell'industria, un business della finanza. Perché? Perché c'è una finanza che finanzia la morte, una finanza che finanzia la distruzione, così come sono banche che finanziano l'industria bellica e via dicendo, chiaramente con i nostri soldi. Ecco. Quindi c'è il mondo della finanza, c'è il mondo dell'economia e c'è una classe politica che da un punto di vista culturale, etico, politico è vuota. Basta guardare la fisionomia di questi personaggi, no? Ma senza fare scelte, guardare la fisionomia, non so, di un Putin, di un John Biden, eccetera, eccetera, e si capisce molto. Cioè io vedo dietro un vuoto di umanità, un vuoto di valori, un vuoto di cultura e poi non sempre è una classe dirigente politica che decide, ma decide così il business, no? E guardi, proprio ieri, mentre con i ragazzi si rifletteva così sulla Via Crucis, dicevo, là nelle comunità dove io ci sono abbiamo raccolto finora circa 15.000 euro da mandare ai bambini palestinesi, no? Oltre 9.000 bambini assassinati da governi criminali. Ecco, io non sono certo anti-ebraico, tutt'altro, non sono antisemita, ma certamente mi trovo ad essere antisionista, che è una forma di neonazismo. Ecco. Comunque c'è questo vedere nell'altro il nemico da combattere, vedere nell'altro il popolo così da distruggere. E quindi per me, in sintesi, c'è proprio una enorme carenza di umanità. Ecco. Allora, mentre col dottor Salvatore Cauchi, non so se l'ho letta bene, se ho letto bene il cognome, vorrei parlare di questa guerra che state facendo anche voi. Voi fate una guerra per salvare le persone, ce la state mettendo tutta, ma anche voi non siete ascoltati. Eppure si sapeva benissimo che saremmo arrivati a un dunque, che avremmo avuto questi problemi, perché i numeri sono numeri, le date sono date, e qualcuno non ha ascoltato, non ha pianificato, perché a mio avviso, lo dico io, sa dottor Cauchi, non lo dice lei, l'obiettivo era un altro. L'obiettivo sono le infrastrutture, l'obiettivo non sono i servizi alla persona, l'obiettivo non è creare buoni medici, bravi medici, la possibilità anche a questi giovani di laurearsi in queste materie, in queste discipline. L'obiettivo è da un'altra parte, basta vedere questi giovani che hanno manifestato fuori dalle università perché non riescono neanche a trovare un appartamento in affitto, eppure di ostelli ne abbiamo pochissimi, si parla sempre di fare delle cose, delle infrastrutture inaccessibili, ma sono messaggi devastanti e voi dovete gestire, perché poi il cittadino guarda voi come fosse la colpa fosse vostra. No, bisogna iniziare a parlare e a dire dove inizia veramente il dramma, perché il dramma non è che sia iniziato ieri, il dramma ha anni, sono anni che qualcuno ha pianificato perché le cose andassero male.
perché, lo dico io naturalmente, si sta puntando verso una sanità privata. Questo è il vero problema, che nessuno lo vuole dire. Basta vedere i numeri in poco tempo che sono creati di questa sanità privata, che fra poco ci saranno anche i pronti soccorsi all'interno. Basta lasciarli tranquilli, vedrete cosa succederà. Vedo che lei annuisce, mi fa anche piacere. Come vedi, io non ho scritto niente, mi vengono dal cuore queste parole dopo le tante veramente fragilità che tutti i giorni devo veramente cercare di aiutare. Prego, dottore. Buongiorno a tutti. Allora, io rappresento molti medici della provincia di Treviso di medicina generale, vecchi medici di famiglia, ecco. Noi abbiamo una situazione a dir poco critica, sia in quanto siamo oberati da problematiche inerenti al fatto che non ci sono medici di famiglia. Ieri è uscito fuori l'ultimo articolo di un giornale locale in cui diceva che mancano circa 132 medici di famiglia in tutta la provincia di Treviso. Questo che significa? Significa che noi dobbiamo anche fare da filtro e dare risposta ai cittadini che non hanno questi 132 medici, quindi siamo tutti in over massimale. Noi abbiamo per contratto 1500 pazienti, quasi tutti siamo intorno ai 1800 pazienti, questo proprio per dare una risposta e per metterci al servizio dei cittadini. Ma questo è solo, diciamo, noi siamo la trincea, la prima posizione dove il cittadino si interfaccia con il sistema sanitario. Dobbiamo dare risposte concrete ai cittadini che a volte dopo di noi non ci sono, oltre al fatto che mancano medici di famiglia, mancano anche risposte per il successivo iter diagnostico, tipo per fare, non faccio ora solo un esempio per dirla tutta, per fare una visita dermatologica in provincia si sono chiuse, diciamo, gli appuntamenti, quindi non ci sono, per chi ha bisogno di un dermatologo, così anche per un controllo, le visite sono posticipate a 2 anni, quindi io capisco che le richieste sono tante, ma capisco anche che si poteva intervenire a debita domanda, nel senso che, come ha detto lei, questo problema è iniziato a sorgere circa 10 anni fa con la chiusura, diciamo, degli investimenti verso la sanità pubblica, andando a coprire molte fasce del privato, ecco. Quindi questo cosa porta anche? Porta al fatto, come appunto stavamo parlando questa mattina, dei problemi, la gente poi viene a scaricare i suoi problemi su di noi, ma noi non riusciamo a dare risposte, quindi ci sono continui battibecchi, aggressioni verbali che possono sfociare e sono sfociate anche ad aggressioni fisiche, ecco. Abbiamo Fabio da Padova. Ciao Fabio. Ciao Mirella, saluto tutti gli ascoltatori. Allora, proprio in relazione al discorso dei medici, no? Di uno che deve fare un esame e che non ha i soldi per pagarlo. Allora, se tu vuoi fare un esame in un ospedale ti dicono è a pagamento o con l'impegnativa? Impegnativa. E ti dicono guarda, ci vogliono 3 mesi, 4 mesi, 2 mesi, quello che è. No, vabbè, lo faccio a pagamento, vabbè, venga dopo domani. Allora, quindi non è una questione che mancano i medici, è una questione che loro, come tutti ormai al giorno d'oggi, ne fanno una questione solo economica, perché se il medico è disponibile a pagamento deve essere disponibile anche con l'impegnativa, ovvio. Poi volevo dire al padre lì, al tuo ospite lì. Don Dassier. Don Dassier. Ecco, volevo dire che è vero che
è tutto un business, le guerre sono un business, tutto un business. Ma io ho 100 esempi da darvi, che non avete il tempo voi, per dimostrarvi che la Chiesa cattolica è un business, perché io ho avuto bisogno più volte, o pagavo o niente. E questo è successo a Campo San Piero, alla Casa di Spiritualità, che è un hotel a tutti gli effetti. Avevano più un centinaio di camere vuote. Io avevo bisogno di una camera per problemi di salute che non posso qui a elencare completamente, e mi hanno chiesto più soldi di un hotel che c'è a Campo San Piero. Mi hanno chiesto più soldi dell'hotel che c'è a Campo San Piero. Però io ho detto, padre, io ho problemi, ho un pensioncina, così è, o così, se no niente. Alla fine, ecco, questa è la Chiesa cattolica, capito? Ecco, quindi è un business, caro padre. Anche allora da parte Fabio è stato molto chiaro, penso che hai la persona giusta per dare risposte, non è la Chiesa, alle volte sono anche le persone, le situazioni, che non bisogna sparare nel mucchio, lo sapete, quando si spara nel mucchio si mette dentro tutto e non va bene. Prego, Don Dacier. Sì, questa non è la Chiesa cattolica, questo è quel luogo di dove? In provincia di Padova. In provincia di Padova, gestito da ciarlatani, siano preti, frati, eccetera, quando si pongono da un punto di vista prettamente economico e davanti non riconoscono una persona, ma uno che può tirar fuori i soldi, sono dei ciarlatani. Ma la Chiesa cattolica non è fatta solo di ciarlatani, ecco. Quindi bisogna stare attenti a questo qualunquismo tipico degli italiani, ecco, perché siamo un popolo di qualunquisti. D'altronde, se non fossimo qualunquisti, non avremmo una classe dirigente e politica come quella che abbiamo, per cui ci va bene di tutto, dall'estrema destra all'estrema sinistra, al centro, eccetera, no, purché riceviamo qualcosa da loro. Questo è qualunquismo. Ecco, e vede, questo qualunquismo è presente anche, si parlava adesso della sanità. Io non dico ogni giorno, ma ci sono persone, soprattutto se hanno anziani, che vengono e giù una filippica contro i medici. Ma anche qua, attenzione, perché se in un reparto di anziani ho 2 infermieri che devono accudire 30-40 anziani e questi 40 anziani se la fanno sotto quasi in contemporanea, non è che possono far miracoli. Allora, invece di prendersela con infermieri e medici, che dal mio punto di vista sono sottopagati rispetto ai nostri onorevoli, bisogna porsi il problema. E qual è il problema? Svegliatevi, svegliatevi e svegliatevi. Perché si investono soldi in strutture sportive per far bella figura internazionale, no? E non si finanzia la sanità e non si finanzia la scuola, no? Perché non si aumentano gli stipendi di infermieri, operatori sanitari e medici? Perché possano a tempo pieno fare un servizio, no, intramoenia, cioè solo a disposizione, non a pagamento, però non lo fanno loro. Mi pare che sia una legge che prevede questo. Chi ha fatto la legge? Chiedetevelo, no? Quindi... sì, ha fatto la legge, però vede, è vero, Don Dacier, quello che dice lei, e mi trovo anche d'accordo, però il problema è che ci hanno tolto il diritto del voto, nel senso che ci hanno tolto la preferenza. Noi riusciamo a eleggere il sindaco, riusciamo a eleggere qualcuno in regione, anche se c'è il listino bloccato e qualcuno se lo dimentica, i nomi sono quelli, le fanno le segreterie. Certo. Allora se non andiamo a votare, perché non andiamo a votare? Se andiamo a votare abbiamo già i nomi calati dall'alto, certo. Cioè se ci spiegano, e loro in questo ci sguazzano e stanno benissimo e non se ne può fregare di meno dei problemi reali che ha il paese. Certo. Livio da Padova, vai Livio!
Mirella, ciao. Un saluto anche a Don Dossier, che l'ho dato Gesù Cristo. E un saluto anche all'altro tuo ospite che non ho ben capito. È il dottor Salvatore Caucchi, segretario provinciale del Sindacato Medici Italiani. Sì, buongiorno anche a lui. Dunque, mi riferisco alla telefonata dello spettatore prima, l'ultimo. Fabio. Sì, certo noi italiani siamo qualunquisti, perché io non voglio addentrarmi nei problemi della Chiesa, diciamo. La Chiesa è fatta da uomini, anche se è stata istituita da Gesù Cristo, però è fatta da uomini e anche gli uomini sbagliano. Ma io, se fossi stato al posto del signore lì che non ha avuto la camera, oppure l'aveva a un prezzo maggiorato rispetto agli altri, avrei detto: bene, senta, mi può scrivere per cortesia il prezzo che mi fa di questa camera? Io la confronto con quella di un altro hotel, e dopo, se questo prezzo è ingiusto, andrò da chi di dovere a riferire la maniera in cui sono stato trattato. Ci sono molti preti, molti prelati, eccetera, che sono onestissimi, e purtroppo c'è ancora qualcuno che gestisce male questa accoglienza. Ecco, vi saluto e vi ringrazio. Grazie Livio, dopo naturalmente Don Dossier risponderà. Io vorrei adesso chiedere al dottor Caucchi però l'importanza di dare a queste figure. Siamo una popolazione che sta invecchiando, sempre più patologie. Io ho chiesto al direttore Benazzi e non al suo direttore generale dell'US2, e non solo a lui, di fare una corsia preferenziale per gli ultimi ottantenni. Gli ultimi ottantenni, come le donne in gravidanza, devono avere la possibilità di avere una visita in tempi ristretti, e devo dire la verità che non mi ha detto di no. Mi ha detto: adesso valuteremo, cercare di dare delle risposte, perché questo, se i medici sono pochi, però giustamente se paghi i medici li trovi, perché questa è la verità, non ci sono da una parte, ma se paghi li trovi tutto. Capisce che questo dà molto fastidio, ma soprattutto questo medico di famiglia che dovrebbe veramente guardare la persona non come un numero, ma come una persona. Io ricevo telefonate: non mi ha visitato, non mi ha chiesto niente, ecco, era molto frettoloso, ma come ha spiegato il dottor Caucchi, pensate, 1800, 1400, poi la burocrazia, ecco, devono scrivere tutto. Ma come si fa? Ma come si fa a dare questi numeri pur di risolvere il problema? Sono in 10.000, divido per 4 e chi se ne frega e vai. Non è possibile continuare così. Prego, dottor Caucchi, perché non la vedo mica bella la situazione, Prego. Assolutamente no, appunto, come dicevo prima, è una situazione un po' al limite, perché hanno ragione le persone che le hanno scritto e telefonato dicendo che da noi hanno trovato anche medici frettolosi che non li hanno visitati e quant'altro, ma sa, quando in studio abbiamo 30-40 persone che aspettano, che hanno tutti i loro problemi e abbiamo anche tempi contingentati, a volte è difficile dare risposte anche calme, tranquille, quando c'è la gente che preme fuori, che è insofferente e che viene a bussare alla porta mentre visiti. Cioè, è un problema, diciamo, complesso, e abbiamo cercato di risolvere i problemi facendo delle medicine di gruppo tra colleghi. Però la cosa si è arenata e ci sono, abbiamo una sanità Arlecchino, la chiamo io, in cui ci sono gruppi di medici come quella per esempio di Pieve di Soligo, Conegliano e quant'altro, in cui sono messi insieme, che possono dare anche risposte un po' più concrete sulla cronicità.
e altri medici che lavorano da soli oppure che sono diciamo lì messi là senza personale eccetera. Ecco, lei deve considerare che quando lavori ti arrivano, se sei da solo, telefonate, ti arrivano richieste mentre stai visitando, diventa veramente una cosa veramente complessa gestire, dare risposta al paziente che hai davanti e anche a quello che ha al telefono. Ecco. Poi, come giustamente diceva lei, i pazienti ultraottantenni dovrebbero avere dei percorsi paralleli in cui, essendo pazienti fragili, hanno bisogno veramente di essere seguiti in maniera diversa. Il direttore Benazzi ha detto bene, però io non vedo nessuna soluzione e a noi non ha detto niente su questa problematica. Ecco. Quindi siamo ancora, torno a ripetere, all'anno zero della medicina, per quello che mi consta, territoriale. Risposte concrete da parte delle istituzioni in questo momento non ce n'è, se non future come le costruende case della comunità, ma che sono in questo momento stanno iniziando a mettere i mattoni, ma chissà quando li finiranno e li riempiranno. Sono solo promesse fumose, ma di concreto non abbiamo nessuna risposta di aiuto da parte delle istituzioni. Per correttezza devo anche dire che il direttore, il dottor Francesco Benazzi, ha dato una data dopo agosto, non ha voluto sbilanciarsi più di tanto, ma sembra che in agosto succeda qualcosa, così però mettiamo il punto di domanda, perché è sempre meglio, perché visto come vanno le cose non si sa mai. Sentiamo Paola da Padova. Ciao Paola. Sì, ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti e a tutti quelli che sono in ascolto. Ma potremo trasferirci al sud per la sanità? Sicuramente là che avremo delle risposte migliori, però devo dire, per carità, medici, tanto di cappello, ma ci sono anche troppi medici che con capacità però inseguono troppo il dio denaro, perché anche andando a pagamento ormai siamo sui 200, anche 250 euro, più di 10 minuti, un quarto d'ora non ti tengono, ma non è solo un mio dire, purtroppo è una cosa generale, perché se capitasse solo a me andrebbe bene, fra virgolette. E poi non li trovi più perché segretari e mail poi non li raggiungi più, quindi non sei comunque seguita, e questo mi dispiace. I medici, per carità, sono sempre di corsa, fate meno visite, perché ormai gli specialisti, se guardiamo, fanno 7-8 ambulatori in città diverse. È chiaro che non ti può seguire anche se questo medico è in gamba. Io personalmente sono stata anche molto sfortunata, fra virgolette, perché per l'ortopedia di Padova che mi ha rovinato, e adesso naturalmente io ho tutte le conseguenze di non essere più una persona autonoma, però non ho né la forza fisica né la forza economica per riparare i danni. E poi pagheranno, non lo so, non faccio cause, non ho né fiato né legali né avvocati, però sta di fatto perché sono stata data in mano ai specializzandi, i quali mi sono fatti la loro scuola. Non che l'ortopedia di Padova non abbia delle buone menti e delle buone mani, però se ti danno in mano i specializzandi e abbiamo un lavoro da specializzandi. Un'ultima cosa, se mi permetti. Allora, sugli handicappati, io ritengo che siamo tutti handicappati, perciò a me la parola handicappata, perché anch'io sono handicappata in mille cose, e volevo pregare anche, cioè, un po' tutto il popolo di Sveglia Veneti, di guardare le persone, sì le istituzioni, ma fanno poco o niente, quindi di dare una mano. Io personalmente, che avrei bisogno ma mi tolgo il cosiddetto pane di bocca per dare una mano a una persona, dove assistenti sociali, NISBA, un'associazione San Vincenzo non gliene frega niente, il prete non gliene frega niente nemmeno, e questa è la situazione. Ho chiamato, tu sai Mirella, quando c'era il professor Lorenzoni,
lui ovviamente 16.000 euro non sa che cosa vuol dire ricevere le telefonate, che già tu hai i tuoi problemi grandissimi, di una persona che dice non ho più niente da mangiare e io secondo voi posso mettere in bocca quel piatto di riso? Certo che no, me lo tolgo per dare a questa persona, però ci sono troppe cose che non funzionano. Grazie mille per l'ascolto, buona giornata a tutti. Grazie Paola, tu lo sai la mia frase qual è sempre comunque, che qui fortunatamente in Italia nessuno muore più di fame. Se uno muore di fame è perché lo vuole, perché abbiamo la fortuna di avere questi banchi alimentari, queste mense, queste parrocchie, perciò io te l'ho detto, tu continui a non capire, non sei tu che devi aiutare questa persona, ma ci sono gli enti preposti e anche la persona stessa che dovrebbe darsi un po' più da fare. Lo sai come la penso e lo sai che ti ho anche detto che può essere anche pericoloso. Comunque ognuno è libero di fare quello che vuole. Però adesso si avvicina la Pasqua, noi avremo anche questa voglia anche di partecipare, anche in senso di riflessione, ecco, di riflettere su quello che è un percorso che dovrebbe essere un percorso fatto di umanità. Ecco, cosa ci dice? Beh, ormai la Pasqua credo sia una memoria, una festa che riguarda una minoranza ormai di italiani, no? Ecco, proprio una minoranza, per cui c'è un esodo anche dall'aspetto religioso e via dicendo, però io vorrei sottolineare questo, che la Pasqua, ma non solo la Pasqua, mette al centro dell'attenzione dei credenti, ma anche dei non credenti, che cosa? La realtà umana della sofferenza, primo, la realtà umana, diciamo, del bisogno grande di comprensione e di amore, cioè mette al centro quello che è il nostro vissuto quotidiano. Non è che mette al centro un uomo, un Superman, che ha affrontato la morte come fosse chissà cosa, pensando che poi sarebbe risorto e lui sapeva tutto. No, no, no. Ecco, là in quell'uomo di Nazareth c'è l'umanità bistrattata, umiliata, offesa da chi? Ce lo dicono i Vangeli, dai potenti di turno. E i potenti di turno allora erano Pilato, era il Sinedrio, erano i sommi sacerdoti, erano i teologi del tempo, ma quella è l'umanità bistrattata, così come oggi in qualsiasi guerra, mi pare che nel mondo siano 49-50, è l'umanità offesa, perché vedete, questa è una mia idea, no? Io sono un umanoide tradizionale. Parliamo adesso, abbiamo parlato del servizio sanitario, abbiamo parlato di altre cose, cioè abbiamo parlato di istituzioni. Ecco, ma le istituzioni cosa mettono o chi mettono al centro? Mettono al centro se stesse, mettono al centro il potere, il ruolo e via dicendo. Ma ritornando là, celebrare la Pasqua, dal mio punto di vista, vuol dire ricordarsi che la propria umanità è fragile, è limitata, è debole. E finché noi non accettiamo, non ci riconciliamo con questa nostra fragilità, con questo nostro limite, con questa nostra imperfezione, l'altro sarà sempre un avversario oppure un nemico, qualcuno da fregare, qualcuno da combattere, no? Ecco, perché? Perché proprio reprimiamo questo. Abbiamo paura della nostra umanità, che non è mica quella presentata dalla televisione dove sono tutti belli, fighi, eccetera, no? Ecco, questa è la Pasqua. E con la Pasqua c'è la risurrezione. Che cosa ci dice? Che tu, se prendi in mano la tua vita, se ti riconcili, se fai la pace con te stesso, se riconosci nell'altro un essere umano come te, puoi rinascere, puoi risorgere, come fanno quelle tantissime persone che dopo la passione di aver perso un figlio, di aver perso un marito,
di aver perso un compagno sul lavoro, no? Ecco, e ogni morte sul lavoro è un crimine da parte di qualcuno. E allora là io vedo, quella volta sono venuto là a Villa Margherita, no? Cioè questa gente, cioè, mi viene in mente proprio la passione, ma anche la forza di ripartire. Questa è la Pasqua. E capire questo non serve andare in chiesa. Non è fondamentale frequentare la chiesa, è fondamentale frequentare la nostra umanità, il nostro cuore, la nostra coscienza. Questo sì è fondamentale. È fondamentale anche perché sono messaggi importanti, sono messaggi, come dice Don Dacier, che vengono da persone che stanno elaborando ancora un lutto che non passerà mai, un dolore che non passerà mai, eppure stanno cercando di rimboccarsi le maniche per condividere questo dolore, per aiutare altre persone. Quello che non avviene in politica. Ecco, dovrebbero condividere i problemi che ha il territorio, che ha ogni regione i suoi problemi, anche se alla fine poi sono sempre gli stessi. Condividere quello che si può veramente creare assieme, fare squadra, e no, non si può, perché se io ti metto in questo tavolo dai fastidio, perché mi dirotti le cose dove vuoi tu e dove non voglio io, e dove vuoi tu a me non me ne frega niente, a me interessa che questo tavolo faccia quello che dico io, perciò invito attorno gli apostoli, perché c'è questo, no? Sono gli apostoli che dicono e alzano e abbassano la mano, bevono, mangiano quello che viene portato da questo come possiamo, da questo Dio in terra, perché credono di essere, neanche Gesù Cristo, proprio credono di essere Dio in terra, che è diverso, è diverso, un potere enorme, e non sentono quelli che sono i bisogni reali del paese, i bisogni che tutti i giorni queste persone gridano, urlano, questi giovani che fanno anche dei gesti estremi pur di catturare l'attenzione. No, è bello questo, perché allora metto l'uno contro l'altro, cattivo quel giovane, delinquente, deve andare in galera, deve pagare, e non si accorgono che quello che deve pagare è proprio quello seduto su quella poltrona, che ha fatto i suoi interessi, e sono tanti veramente, e che ancora non vogliono mollare quella poltrona. Eppure i segnali, e qua lo dico anche al dottor Cau, che ci sono, anche voi, io ho bravi medici, ho eccellenze, sapreste dare la barra e tenere la barra dritta dove si dovrebbe andare a parare, eppure non vi ascoltano, sentono ma non ascoltano, è diverso. E allora se non vogliono ascoltare cosa dobbiamo fare, dottore? Perché i problemi poi arriveranno a un certo punto e questo vaso veramente scoppierà, perché la popolazione invecchia, non c'è niente da fare con patologie. Prego. Come giustamente dice lei, non ci ascoltano. Lei deve considerare, per dare risposte ai cittadini veneti, abbiamo in regione un tavolo per chiudere delle problematiche, anche per dare risposte, per potenziare la medicina territoriale, quindi dare risposte di sanità di prima sanità ai veneti da 2 anni. Per motivi prettamente economici la cosa non viene chiusa. Non viene chiusa perché costa troppo, perché è così. Quindi questo è un tavolo. Poi a livello provinciale, qua in provincia di Treviso, le cose non è che vadano molto meglio. Abbiamo anche qua tavoli bloccati ormai da 6 mesi. Siamo sempre in situazione emergenziale in cui praticamente si apre una falla, si mette la pezza, ma non si dà soluzioni a problematiche che ormai attanagliano il territorio. Facendo programmazione non se ne fa, ecco, programmazione non esiste, e questa dobbiamo farla noi proponiamo, però dall'altra parte così si fa, come ha detto lei, si tende a campare, a mettere le pezze su problemi che insorgono, si mette la pezzetta, ma la pezzetta dura finché dura, non è una situazione in cui dai una risposta.
e quindi tutte le problematiche si incrinano, si comprimano e poi esplodono, ma è come le ho detto fin dall'inizio, esplodono con la prima figura che il cittadino, il paziente si trova davanti, che siamo noi medici di famiglia, dove vogliono risposte istantanee, dove vogliono, dice, ma perché devo pagare lo specialista 200 euro quando in realtà io pago le tasse e voglio un'assistenza pubblica come deve essere. Noi allarghiamo le braccia, non sappiamo cosa fare, ecco, se non dandogli ragione, essendo partecipi al loro bisogno dolore. Quindi, dottor Cauchi, quello che mi viene anche in mente, quando sento che hanno la scorta i politici, delle volte dico, ma perché questo ha la scorta? Perché non si sa perché ha la scorta. Allora dico, forse sa di aver fatto qualcosa di sbagliato e ha paura. E allora si protegge con la scorta. La scorta dovrebbero darla a voi che siete nel territorio, che cercate veramente di difendere questa sanità, anche se è una sanità malata, che è facile dire la sanità funziona. Certo che funziona, ci mancherebbe altro, la pago anche perché funzioni, non è che mi venga regalata questa sanità, pretendo che funzioni. Però Cauchi, mi viene anche in mente una cosa, ci spiega, perché non riesco veramente a darmi una spiegazione, perché vogliono le case di comunità, queste case molto importanti, ospedali di comunità, però hanno veramente distrutto quello che erano anche gli ospedali che funzionavano. Sto pensando ad esempio all'ospedale di Bassano, che lo stanno smantellando, sto pensando al grande ospedale di Castelfranco Veneto, che lo stanno smantellando, ma non li avevamo già questi ospedali di comunità? Cioè, non riesco proprio, io non sono del settore, perciò posso dire anche delle grandi stupidaggini, diciamo, anche se mi veniva un'altra parola. Però io non riesco a capire, ma perché mi fai la casa di comunità se ho già l'ospedale di comunità che funziona bene? Per carità, ci sarà da fare qualche modifica, ma ce l'ho già pronto. No, non va più bene quello, devo fare qualcos'altro. Ma cosa sta succedendo, dottor Cauchi? Ma cosa sta succedendo? Ma perché vogliono far capire che siamo degli stupidi, che non lo siamo? Che riusciamo veramente a capire che non può funzionare così? Che il 50% degli italiani, anche di più, non va più a votare? Ma possibile che non si pongono il problema? Ma tanto loro sono contenti, perché meno andiamo a votare, più loro forti sono. Per quello vi dico, partecipate, andate a votare, perché meno si va a votare, più forti loro diventano. Prego, dottor Cauchi, ci spiega queste case di comunità, questi ospedali che li avevamo già e li stanno smantellando, prego. Allora, anche qua è un discorso che è lungo, nel senso che, come giustamente ha detto lei, il territorio veneto era, diciamo, ben attrezzato di strutture, di case, tra virgolette, i piccoli ospedali di campagna, era costellato di piccoli ospedali di campagna e davano risposte di primo livello ai cittadini, cioè, c'era il pronto soccorso, la chirurgia, la medicina e quant'altro. Dopo sta cosa non andava più bene perché dicevano che non si davano risposte di eccellenza, quant'altro, e tra il 2013 in poi, dopo il 2013 in poi, si è deciso di chiuderli mandando tutta l'assistenza nei grandi ospedali, negli hub li chiamano. Questo facendo cosa? Sguarnendo di fatto la sanità territoriale, cioè la campagna, la prima risposta ai cittadini. Dovevano ovviare a questo creando delle strutture che erano le costruende medicine di gruppo integrate nel 2015. Dovevano essere capillari in tutto il Veneto, però sempre per problemi economici, dicono, sono state bloccate a un quarto della loro realizzazione. Quindi c'è il 25% dei cittadini veneti che ha un'assistenza, diciamo, di un certo livello e l'altro 75% ha un'assistenza di diverso livello, ma questo non dovrebbe succedere. E quindi per riovviare a questo
hanno deciso, in accordo con col PNRR, la Comunità Europea, di fare le case della comunità, che non sono nient'altro che una riedizione delle medicine di gruppo integrate con più attori, eccetera, secondo i loro desiderata, cercando di dare risposte immediate ai cittadini. Ma all'interno delle case della comunità, come ha detto lei precedentemente, deve starci personale, e come diceva il Don, personale non ce n'è. Lei deve considerare che nella mia zona, per coprire una casa della comunità, dovremmo essere 35 medici, in realtà siamo 21. Quindi questo è solo da parte medica. Scusi, dottor Cauchi, ma qual è allora l'obiettivo, dottor Cauchi? Dove vogliono andare a parare? Perché ci poniamo anche questa domanda. Cioè, dov'è che vogliono andare a parare? Io mi sono data anche una risposta, che questi fondi del PNRR sapevano benissimo che arrivavano, e il problema principale era avere questi fondi. Per avere questi fondi, che l'Europa è molto chiara, devo costruire. E ora, anche se ho quella struttura, ne devo fare un'altra, se no non mi arrivano i fondi. Però mi sembra che il PNRR all'inizio dava molto, a 360 gradi, la priorità al sociale. Questo sociale che è stato dirottato, dottor Cauchi. Io non sento parlare di servizi alle persone, sento parlare di cemento e di infrastrutture vuote, perché non ci sono i numeri da mettere all'interno, e allora vuol dire che sapevano benissimo, però l'importante era avere i soldi, il vile denaro, perché solo col vile denaro io divento potente. Dove ho la visibilità? Quando costruisco, perché in questa costruzione riesco a dare questo obolo, diciamo così, anche se chiamo obolo a pochi che mi permetteranno di rimanere al mio posto. Prego. Far vedere, è importante far vedere. Ecco il quadro. Guardi, io ritorno a un'idea, cioè non c'è visione, no? Non c'è prospettiva, e quindi è impossibile poi, se non c'è visione, non è possibile neanche cosa poter fare. Però apro una parentesi, io non ho la televisione, leggo i quotidiani ogni giorno, 4-5, e adesso mentre noi qua parliamo di sanità, eccetera, eccetera, se lei legge i giornali, vediamo che i politici sono là che si fanno lo sgambetto l'uno con l'altro, come fregare il presidente di una regione, come non fregarlo, come eccetera. E leggendo, io mi sono fatto questa idea, che buona parte della nostra classe politica è il vomito infetto della società. Ecco, è il vomito infetto della società. Parole che sono pietre, Don. Ecco, lo ripeto, il vomito infetto della società, perché quando tu giochi a far politica contando quante sono le tessere viola nel tuo partito, quanto sono quelle arancioni nel tuo partito, di quale tribù fai parte dentro il tuo partito, come fregare l'altro, vuol dire che sei proprio ridotto non alla frutta, al marciume. Ecco. E non parli delle persone, perché parlare di sanità, parlare di scuola, significa parlare di persone e mettere al centro le persone. Io non pretendo che i politici governino con il Vangelo, ma con un minimo di umanità, e invece di mettere le mani in tasca per contare le tessere della propria parte, la mano dovrebbero metterla qua. Sul cuore. Maria da Padova, vai Maria. Buongiorno anche agli ospiti. Uno più bravo dell'altro anche stamattina, anche il Don e anche il presidente lì della sanità. Vabbè. Volevo dire che l'ospedale di Castelfranco, che lo stanno smantellando, un'eccellenza unica, che non è suo della regione, e tantomeno del governo, di chissà chi, è suo dei cittadini di Castelfranco, perché è stato fatto con le offerte, i lasciti importanti dalle persone nobili
imprenditori senza figli che hanno lasciato lasciti enormi all'ospedale di Castelfranco. Poi la Tina Anselmi, che era parlamentare, era ministro, stata ministro anche alla sanità e così via, ha messo anche un po' del suo, è venuto fuori un'eccellenza unica, tant'è vero con primari importanti, con reparti importanti, anche la medicina nucleare che non c'era neanche a Padova, e lo stanno smantellando. Una cittadina grossa con una 40.000 abitanti, io non capisco, insomma, proprio non capisco, perché la regione non è solo della regione, è solo dei cittadini dell'ospedale là. Sì, in teoria, grazie. ma in pratica purtroppo che governano poi le scelte sono scelte regionali, provinciali e scendere. Grazie Maria. Però, dottor Cauchi, quello che come traspare anche dalle telefonate la gente si accorge, non è che non sappia, però non abbiamo le armi per combattere, perché giustamente il Don diceva bisogna scendere in piazza, ma siamo scesi in piazza, Don, siamo andati anche a Roma, ma non ci fanno entrare, non ci ascoltano, ci mettono le guardie davanti. Ecco, penso a quante persone hanno dovuto incatenarsi delle volte per cercare di far valere i propri diritti. Allora forse la catena, ecco, ritorniamo alle catene di Gesù Cristo, questa croce, questa catena che queste persone alla fine non ce la fanno più e pensano a dei rimedi incredibili pur di essere ascoltati. Ma dottore, lei, ecco, questo senso che avete di umanità, perché fa parte del vostro lavoro, fa parte di questo ascolto, questo medico di famiglia di una volta che ormai è sognato e strasognato, dove arrivava tutte le ore del giorno e della notte, dove sapeva ascoltare, perché delle volte non era la malattia, non c'era neanche, era proprio l'ascolto della persona. E mi ha detto il mio dottore Sevegno, ecco, bastava anche una parola, ma come fate? Non ce la fareste? Ma assolutamente. Ecco, però qualcuno ha preso la direzione diversa, una direzione che non sa dove arriverà. Io quando ho queste eccellenze qui, ospiti, questi primari, questi direttori che mi dicono ma sa Mirella, la sanità funziona, guardate che gli ospedali funzionano, il problema è, dico sì, ho capito io che lei fa un ottimo intervento e ha fatto il massimo e ci è riuscito, il problema è che non c'è il dopo intervento quando arrivo a casa. Chi è che mi accudisce? Chi è se non ho, come dice giustamente Fabio, se non ho i soldi da pagarmi qualcuno o non ho familiari? Perché dopo quell'intervento può andare anche a male, perché se non sono curato a dovere, ecco, capisce che sì, da una parte va anche bene, perché in effetti si deve dire che va anche bene, ma io devo guardare anche l'altra parte. Ecco, cosa faccio? Questo signore che mi ha detto, ma Mirella, mi hanno mandato via con 37,4 di febbre, sì, stai bene, perché serviva il letto. Ma io ho detto, ma ho la febbre, perché mi mandate via qua? Ma non è niente, va a casa. Una volta non succedeva questo. Ecco, cosa sta succedendo secondo lei, dottor Cauchi? Lei rappresenta questi medici importanti che sono i medici di famiglia, perché poi si arriva là, anche se ti dimette l'ospedale, ma se non hai neppure il medico di famiglia, cosa faccio? Prego. Allora, il medico di famiglia c'è. Noi siamo disponibili 12 ore al giorno, poi la notte c'è la continuità assistenziale, che sono la lunga mano nostra. Allora, il problema è che quando i pazienti vengono dimessi non deve esserci solo il medico di famiglia, deve esserci tutta la struttura, la rete che sta attorno al paziente. A volte sono pazienti da soli, anziani, che non trovano purtroppo assistenza di secondo livello territoriale, tipo infermieristica e quant'altro, perché è carente, è deficitaria come lo siamo noi. Cioè, poi noi, come le dicevo, siamo così oberati da tantissime cose, dalla burocrazia che ormai ci sta massacrando, da continue richieste della gente giuste, dei pazienti, che non riusciamo più a trovare tempo per fare altro, veramente. Quindi bisogna pensare a una sanità diversa, a una sanità che ritorni sul territorio, a una sanità che dia risposte di primo livello ai cittadini e
potenziando questo, poi il secondo livello diventa anche un pochino meno oppressivo e meno ricercato, perché se si danno risposte ai cittadini all'inizio, quando ti chiamano e ti cercano, e gli dai anche risposte di primo livello, il secondo livello va da sé, perché comunque siamo medici della persona, noi capiamo e sappiamo il paziente da dove viene, da che famiglia nasce e da che situazione ha passato durante il corso della sua vita. Quindi le risposte devono essere, e deve essere potenziato il territorio, ma non facendo case della comunità in cui verrà depauperato il territorio, in cui i medici verranno accentrati dentro queste mega strutture, e poi il territorio è il territorio. Abbiamo Maria Grazia da Bovolone. Ciao Maria Grazia, guarda che mi ricordo di te, prego. È caduta la linea, vediamo se riprendiamo Maria Grazia, perché ci tengo a parlare con Maria Grazia. Maria Grazia purtroppo ha una solitudine pazzesca, ha già chiamato, è che io non riesco a risolvere il problema in due giorni, problema che si trascina da anni con queste persone diversamente giovani. Vediamo se riusciamo a trovare e a parlare con Maria Grazia, così la tranquillizziamo un pochino. È molto depressa purtroppo questa diversamente giovane, dice che è sola, che non ha nessuno, ma allora i medici non ci sono, i preti manca, per fortuna che c'è ancora il farmacista, tanto è vero che stanno cercando di fare adesso i pronti soccorsi all'interno delle farmacie o all'esterno in altri locali. Eccola qua Maria Grazia, ciao! Ciao Mirella, io ho urgente bisogno di te, cara. Non ce la faccio più. Devo fare delle visite e sono 6 mesi che aspetto, devo fare dopo abbastanza veloci per la mia circolazione, il cardio. Ho una gamba che mi è venuto fuori l'ernia e 3 mesi che aspetto per andare a fare l'intervento, non è possibile. Abito a Bovolone, tutta la mia Verona, posso dirtelo? Io ho lavorato 20 anni all'ospedale, non pensavo di essere trattata così. Con tutto quello che ho fatto per i miei nonni, ho lavorato in una casa di riposo, adesso mi trovo qua da sola. Sono caduta, mi sono rotta l'omero, ma non all'ospedale di Legnano, mi hanno rovinato la vita, mi hanno poi messo 2 mesi a casa a Vigea perché dovevo fare la riabilitazione. La riabilitazione l'ho fatta da sola perché c'era un fisioterapista che era talmente rincoglionito, posso dirtelo, che non ho mai visto una cosa del genere. Mai. Ciao Maria Grazia, ciao, lo sai che ti sono vicina, come ho detto prima non è che posso risolvere il tuo problema, anche perché non essendo familiare non è che mi diano tu queste informazioni, non è facile neppure per me cercare di venirvi incontro, non di aiutarvi, perché non è che, ripeto, lo posso fare, però cercare di far capire che c'è il problema è il mio punto di riferimento. Salvatore Cauchi, che è il sindaco, io devo arrivare là e poi dico vedi sbrighetela tu, perché questo è il problema che c'è. Certo che non fai bella figura sentendo in televisione che dicono queste cose, siccome sei tu responsabile della salute dei tuoi cittadini, vedi com'è questo problema, se è vero, se non è vero io te lo sollecito. Quello che posso fare è questo, Maria Grazia, più di così non posso fare. Devo dire la verità, però la visibilità per loro è importante, specialmente adesso che devono essere rieletti perché hanno tanti mandati, perciò arrivano subito a vedere qual è il problema e almeno quello riusciamo a farlo. Dai Don. Allora Don, ormai siamo in chiusura, come vuole lasciarci? Che messaggio, come dicevamo a fine settimana ci sarà la Santa Pasqua, le processioni, tutti quanti bravi, buoni, anche i ricchi faranno questo obolo di solidarietà. Io faccio solidarietà, faccio tanto, prego. Io spero che chi nella vita non passa nella vita facendo il bene che può non metta piedi in chiesa, sarebbe un sacrilegio. Quindi la Pasqua che è prossima
è proprio questo di recuperare la nostra umanità, di recuperare e di dare ascolto alla nostra fragilità, eccetera. Però anche un'altra cosa, per legarmi a quello che si diceva prima, ripristinare un servizio civile dove ci siano giovani che si prendono cura nel paese di queste persone che sono sole e quindi vanno a trovarle, le portano a fare la spesa, le portano dal medico e via dicendo. Potenziare gli assistenti sociali, no? Perché possano prendersi più a cuore le situazioni, perché al centro non c'è l'istituzione, al centro non c'è la Chiesa, al centro non c'è la religione, al centro c'è la persona con tutta la sua storia, con tutta la sua sofferenza, la sua fragilità e le sue paure. E non c'è business che possa risolvere questo se non la disponibilità, ecco, che poi nasce dal cuore, non nasce mica dai partitelli o da quella gente là che si prostituisce quando ci sono le elezioni. Sembrano tanti di prostitute che vanno a cerca di chi li soddisfa. Sveglia Veneti con queste parole che ringrazio Don Maurizio Dassè di aver detto, e spero che anche voi vi svegliate, che terminiate di dire quello è bravo, proviamo anche altri bravi, ce ne sono tanti di bravi che avrebbero il potere veramente di gestire anche questo paese, almeno mettiamoli alla prova, perché se non li mettiamo mai a prova non possiamo dire che non ci sono. Ecco, dobbiamo anche capire che anche noi dobbiamo fare la nostra parte, soprattutto andare a votare, ve lo dico, ve lo ripeto, andate a votare. Allora, quello che invece vorrei sentire dal dottor Salvatore Caucchi, segretario provinciale del Sindacato Medici Italiani, ecco, quale sarà il prossimo passo che farete per far capire a questa politica sorda che invece bisognerà cambiare veramente registro, bisognerà andare su un registro nuovo, il registro delle fragilità. Prego. Allora, come categoria abbiamo già fatto per sensibilizzare i politici ai problemi del territorio, abbiamo già fatto iniziative di protesta, abbiamo fatto l'anno scorso degli scioperi, adesso una parte della nostra categoria è in agitazione, però questo non dà risposte, la politica è sorda ai bisogni del territorio, ai bisogni della gente, si continua a depauperare il territorio, si creano dei primi interventi privati, si creano strutture, si potenziano strutture convenzionate private, però non si dà risposte sul sociale e sulla sanità territoriale assolutamente, e si danno risposte inappropriate. Quindi io dico ai cittadini: fatevi sentire, e da parte nostra ce la stiamo mettendo tutta, nel senso che anche diciamo, i nostri politici sono cittadini come noi, hanno bisogno della sanità come noi, e quindi i bisogni sono a 360 gradi. Ecco, io non credo che uno che ci amministra, che vive nel territorio, pensi di non dare risposte sulla salute, perché la salute dei nostri cittadini è il bene più prezioso che ci sia, ecco, e bisogna salvaguardarlo ed essere empatici verso i nostri pazienti e i nostri cittadini. Vede, quello che rammarica, che abbiamo sentito anche la telespettatrice di prima di Castelfranco,
era che questa sanità territoriale faceva parte di una sanità veneta che funzionava alla grande. Eravamo all'apice, non mancava niente, anche nelle periferie tu avevi l'ospedale che funzionava, avevi degli ottimi professori, avevi eccellenze, non mancava niente, perché c'erano anche là. Ecco, Tina Anselmi aveva seminato talmente bene, era riuscita a fare una squadra che dava risposte non solo alla grande città ma anche alla periferia. Trovavi tutto, hanno smantellato tutto, vogliono ancora rimanere là, guai a togliere il potere perché è quello che a loro interessa, avendo smantellato questa sanità che era un fiore all'occhiello per tutta Italia. Per carità, funzionerà ancora, dottor Cauchi, non dico di no, però sono riusciti a smantellare quello che era il cuore di dare risposte al territorio, a tutto il territorio. Allora, qualche tempo fa avevamo uomini, non politici, uomini e donne che erano a contatto con le persone, che non erano apparati di partito, che avevano a cuore le persone, che venivano da una cultura e da una tradizione umanistica. Erano uomini e donne, non erano delle zoccole che giravano a raccattare voti, capito? Perciò avevamo le risposte. E arrivavano le risposte. Grazie veramente al dottor Salvatore Cauchi, grazie a Don Maurizio Dacier, grazie, pubblicità. Grazie, buongiorno. Manuel, 17 anni, incoronato miglior studente di cucina italiana, ed è qui con noi Manuel Bresolin, appunto scuola di F di Valdobbiadene. Eccolo qua assieme al professor Alcide Candiotto, dirigente Asso Cuochi Treviso, che ringrazio di essere qui anche lei perché bravissimo, veramente bravo, però grazie anche a questo professore. O no? Un po', cosa diciamo, Manuel? Cosa hai provato nel momento, ecco, che sei riuscito forse nell'obiettivo di centrare la tua vittoria? Ecco, la tua vittoria è il numero 1. Prego, Manuel. È stata un'esperienza incredibile fin dall'inizio, già con le prime qualificazioni comunque era una prova, già passare quelle. Dopo con le regionali, ok, arrivavo già da favorito, però un conto è arrivare da favorito, un conto è vincerle, e andare a Rimini è stato il culmine del mio obiettivo. Sì, l'importante era arrivare inizialmente, però arrivare è un conto, dopo arrivare come sono arrivato io, secondo assoluto e comunque con l'oro, è stata una grande soddisfazione soprattutto per me e per tutta la mia famiglia sicuramente, la scuola e lo chef che mi ha accompagnato, Stefano. Quando nasce questa passione, Manuel? Quando senti che forse la strada giusta è quella della gastronomia, è quella della cucina, preparare queste ricette, essere intrigato da questa meraviglia, perché veramente è una meraviglia la cucina italiana, lo dicono tutti, sì. Cioè, per carità, ma ce la lascino tutta perché è un merito nostro. Quando hai capito che forse era quella la tua strada? Inizialmente è nato comunque con i pomeriggi, le giornate con la nonna che preparavo da mangiare. Là ho iniziato a appassionarmi e dopo anche perché quello che facevo comunque piaceva, a me divertiva farlo, non sentivo il peso, proprio mi passavo il tempo, mi rilassavo a passare il tempo in cucina e preparare cose nuove, e il mio obiettivo è comunque sempre continuare a provare cose nuove, non fermarmi sugli allori. Cos'era che ti intrigava di questa nonna, che riusciva a catturare la tua attenzione? Cos'era che ti prendeva? Catturava l'attenzione perché comunque quello che faceva lei, cioè stesse cose che faceva mia mamma, stesse cose che faceva mia nonna, quelle di mia nonna non so perché erano più buone, non riuscivo a spiegarmelo, quindi cercavo di rubare il più possibile, che ancora oggi devo ancora imparare secondo me, perché certe cose non mi vengono ancora buone come le venivano a lei, e quindi è partito tutto da là comunque. Professor Candiotto, certe cose non mi venivano buone, non mi vengono ancora adesso buone come lei, l'arte della cucina. Io avevo, un grande mentore, ho conosciuto, che era l'avvocato Dino De Poli. Sa cosa mi diceva l'avvocato Dino De Poli? Che era un mangiatore, un numero 1, ma proprio intenditore. Cioè che il tocco femminile era un'altra cosa. Il tocco femminile faceva la differenza. Cosa ne pensa, professor Candiotto?
Beh, partiamo dal fatto che i migliori studenti sono femmine. Questo è un dato di fatto. Io insegno da 20 anni e fino adesso le migliori studentesse, i migliori risultati scolastici erano le femmine. Dopo ci sono diverse dinamiche che intervengono e il lavoro, la vita professionale del cuoco, dopo non so cosa succeda, ma i cuochi più famosi sono tutti maschi. E quindi nel mezzo c'è probabilmente dinamiche di vita che compromettono questa cosa qua, però è vero che la sensibilità femminile, il senso dell'estetica, il senso del gusto, il senso della precisione è femminile. È femminile. Professor Candiotto, come sono questi ragazzi che voi tutte le mattine incontrate? Stanno passando dei messaggi che i ragazzi non hanno voglia di fare niente, non studiano, non lavorano, vogliono tutto subito, invece lei ha portato stamattina con Manuel Bresolin un esempio invece di bravi ragazzi, di ragazzi che ci credono, che stanno intraprendendo un percorso della loro vita molto importante, affiancati da una scuola che li supporta e da voi docenti. Prego. Ma secondo me, secondo noi docenti, serve molta determinazione, cioè bisogna che il ragazzo sia seguito e sia indirizzato su una strada giusta, perché oggi è difficile è facile sbandare, i genitori hanno purtroppo perso un po' di forza nella gestione della famiglia e dei figli e quindi nella scuola ci deve essere poche regole ma ben chiare, obiettivi pochi ma ben chiari e seguire la strada nella strada corretta via, perché altrimenti se si molla un centimetro al giorno si arriva a fine anno che abbiamo perso tutta la nostra potenzialità, la nostra credibilità sull'insegnamento. Quindi ogni giorno va fatta tra virgolette una battaglia perché bisogna far rispettare le regole, bisogna che i ragazzi seguano le indicazioni che noi diamo e solo così si arrivano a questi risultati, con molta disciplina, perché adesso c'è difficoltà nel trovare cuochi, c'è difficoltà a trovare camerieri, perché è un lavoro di tanti sacrifici, è un lavoro di tanta fatica e solamente chi ha una disciplina e una famiglia, perché anche la famiglia è importantissima in questo lavoro, che ha un senso di protezione, un senso di, diciamo anche nei momenti difficili, perché anche Manuel ha avuto sicuramente... Anche sono state tutte rose, diciamo. Stefano Vio che l'ha seguito in questo progetto, lo ha massacrato più di una volta e tante volte l'ha mandato via dalla cucina, mi diceva, per cui le difficoltà le abbiamo tutti, quindi se c'è una famiglia alle spalle che uno è sicuro di averla e riesce in cucina a trasmettere quello che è la sua passione, allora farà una grande strada, altrimenti è difficile. Senti Manuel, regole e disciplina, come dice il docente, ma soprattutto l'importante è capire che in quel momento che questo insegnante ti mette le regole e la disciplina è per il tuo bene. Sono regole che ti serviranno in futuro, sono regole che servono per migliorarti, però non tutti riescono a capire, sembra come ce l'ha con me, ecco mi massacra, non lo merito, invece di capire che invece se tu segui queste regole, questa disciplina, a volte anche molto dura, è perché ti stanno cercando di fare forte, questa scorza che diventi forte. Cosa dici Manu? Tu l'hai capito questo? Sì, l'ho capito fin dall'inizio perché comunque anche le semplici critiche, partendo dai professori o comunque anche dallo chef che mi ha seguito, secondo me le critiche non vengono fatte a caso, vengono fatte per un semplice motivo, quindi per migliorare, per farti migliorare e quindi dopo dipende da uno dall'altro come la vuole interpretare. Tipo io l'ho sempre interpretata come se mi dice che non va bene o comunque che non va bene, ancora peggio, quindi mi butto giù e sono spinto ancora di più a migliorare, ma anche semplicemente se mi dice stai andando bene, cioè, è buono e tutto, non sono contento perché secondo me si può sempre fare meglio, c'è sempre lo step in più da migliorare e che con la disciplina e l'educazione tutto si può... Allora, cominciamo a elencare, a far vedere questi premi. Da dove vuoi iniziare? Dai. Allora, questo qua è il premio... Alzalo pure che così lo vedono bene, eccolo qua. Questo è il premio per le prime qualificazioni provinciali che ho fatto a Schio, nell'Istituto Alberghiero, svolte a fine ottobre, in cui mi sono classificato primo. E il tema di quella giornata, di quel concorso, era gnocchi di patate. E io ho portato gnocchi di patate patate e ricotta con condimento fatto con crema di cavolfiore acido che al gusto mi hanno detto che sembrava tipo yogurt, come mangiare yogurt, ma non c'era niente di latticino, c'era solo cucinato nel latte, però
non era di valore importante. Dopo una parte di crema di cavolfiore l'ho fatta di zafferano per dare un tocco in più. Dopo su questi concorsi, su tutti e tre, dovevi portare un ingrediente caratterizzante del tuo territorio in modo da valorizzarlo. Tu cosa hai portato? La trota affumicata del Piave. Wow. Che mi dava quella sapidità in più. E dopo, per concludere il piatto, ho portato una riduzione di raboso, anima nera che è comunque della zona, e melograno, e la bieta croccante che mi dà quel croccante in più che me la risciacqua. Professore, no, parti proprio facili sì, qua. Considerato che avevo un'ora... C'è ricette mica tanto semplici. Con un'ora di tempo, quindi... Un'ora di tempo. Un ritmo. Per questo serve la disciplina e l'ordine, perché esatto. se uno lavora senza ordine e disciplina, a un certo punto si trova a metà dell'ora che ha sul tavolo una confusione che dopo non si capisce più. Per questo serve fare un passo alla volta, una ricetta alla volta, un metodo alla volta e arrivare alla fine del concorso col tavolo pulito. Questa è la vera sfida. Senta, prof, ma quando arrivano questi ragazzi a ottenere questi premi, che sono questi riferimenti veramente importanti, ecco, è merito anche vostro il premio, cioè avete centrato l'obiettivo, sì, il ragazzo è arrivato primo, tutto il merito, però anche voi siete gratificati perché anche il vostro lavoro che viene portato al primo premio. Prego, prof. Il lavoro di docente è un lavoro molto difficile che non sempre porta dei risultati. In questo caso li ha portati, è un lavoro di 4 anni di lavoro, 4 anni che se seguiamo i ragazzi dall'inizio alla fine arrivano, che sono dei bambini e finiscono la scuola, che hanno la maturità e la maggiore età per fare questo tipo di esperienze. E noi abbiamo la fortuna che siamo un corpo docente unito, quindi noi quando facciamo i collegi docenti arriviamo comunque al dunque e portiamo avanti dei progetti per tutte le classi, dalla prima alla terza, ma con dei progetti ben chiari. Tutte le materie sono indirizzate su un progetto. Per esempio, per farla semplice, per fare un esempio, in prima c'è la divisa, quindi tutte le materie, matematica, inglese, italiano e tutto, e cucina fa l'argomento divisa. E quindi i ragazzi hanno ben chiaro qual è il loro obiettivo e arrivano alla fine dell'obiettivo con una verifica e anche un esame da fare. Quindi ogni anno fanno 3 esami e arrivano alla fine della terza e della quarta dove fanno l'esame di qualifica, l'esame tecnico dove hanno già fatti tantissimi esami. E questo per loro è un beneficio perché li porta a saper parlare, che non è scontato, certo. E saper gestire i tempi, saper gestire le criticità e far fronte anche a uno stress, perché comunque arrivare a Rimini, fare i campionati italiani con le migliori scuole d'Italia e arrivare secondo vuol dire che c'è tutto, ci sono tutti gli ingredienti per fare bene. Ma soprattutto voi insegnate a fare squadra e questo è anche l'obiettivo centrale. Sì. Ecco, fare squadra, stare nella squadra, portare avanti la squadra, poi ci sarà sempre il migliore, il vincitore, ma è una squadra poi che c'è, che vince tutti assieme. Siete compresi anche voi o sbaglio, Manuel? Certo. Allora, la squadra è fondamentale perché comunque in cucina o si lavora di squadra altrimenti si lavora il doppio, perché è inutile che io faccia una base che serve a lui e anche a un altro, basta che la faccia uno ed è per tutti. Questo è difficile far capire perché magari le ore di lavoro in cucina sono tante e uno vuole andare via, ma si va via se tutta la cucina è pulita, se la linea per domani è a posto, se il pavimento è pulito. Cioè, la cucina deve brillare, cioè deve essere perfetta. Sì, questa è una regola. Infatti se si va nei locali stellati, per esempio, dove si pensa che sia tutto quanto fumo, invece no, c'è molta sostanza e c'è molta qualità, dalle pulizie agli ingredienti, allo staff, al personale, tutto. Quindi lui ha visto da vicino queste cose qua e ha avuto le capacità di mettere in pratica e arrivare a una competizione non sbagliando niente. Senta, professor Candiotto, questa Nouvelle Cuisine che era di moda anni fa, però è un po' tramontata, c'è una cucina diversa, ci sono ricette interpretate in maniera diversa, piatti diversi, cioè abbiamo un po' elaborato quella che era la Nouvelle Cuisine di una volta, prof? Sì, beh, la cucina è in continua evoluzione, adesso c'è molta contaminazione, quindi quando si va a mangiare su un locale
dove si vuole fare un'esperienza, perché si chiamano gli stellati, hanno questa... Se lo racconti per quelli che magari non sono mai andati, non ci andranno mai, cosa vuol dire pranzare o cenare in un locale stellato, prof, dai. Vabbè, allora le stelle le dà la guida Michelin, quindi il massimo sono 3 stelle Michelin, e qui in Veneto abbiamo la famiglia Laimo che ha 3 stelle Michelin. Poi ci sono le 2 stelle, 1 stella, ma già arrivare a 1 stella cambia la vita per un ristoratore, perché ci sono la clientela di stellati che gira tutta Italia, tutto il mondo per andare a mangiare gli stellati. Quindi quando io arrivo a 1 stella mi arriva una clientela che prima non avevo, perché viene per la curiosità, viene a provarmi conosce. E poi torna eventualmente. E quindi lavorare sui stellati vuol dire non solo dar da mangiare per sfamarsi, ma dare un'emozione, questo, fare un'esperienza. Cioè non è la quantità, è la qualità che devi capire che mangi in quel momento, l'emozione del gusto, del profumo. Sì, perché andare in quel posto, cioè, se fossi in un altro posto sarebbe diverso, quindi adesso Manu mi ha detto che hanno già prenotato dopo Pasqua, vanno lui e 2 suoi compagni a mangiare a Venezia, a Venice, che è un locale di altissimo livello, e sono disposti a pagare tanti soldi perché fanno un'esperienza, vedono cosa fanno lo chef, cosa propone, che idea di cucina. Ascolta, visto si premiano, puoi fare gratis, scusa, visto che porta alto la cucina italiana, devono proprio pagare questi ragazzi, per una volta, anzi dovrebbe essere un onore per loro ospitarli. No, se vanno li fanno lavorare, perché ragazzi così è difficile trovarli, per cui se uno va e si presenta sicuramente trova anche lavoro in questo momento. Come sono, prof, i ragazzi che vengono nella vostra scuola? Chi sono? Ecco, come mai arrivano da voi? Cioè, c'è sempre la famiglia, come diceva Manuel, ma non sempre. A volte io ho intervistato dei ragazzi e ragazze, no, non mia nonna, ma è una cosa mia. Ecco, da chi arrivano da voi? Come sono questi ragazzi? Che visione ha di questo mondo giovanile, prof? Ma tanti arrivano che non sanno perché, cioè hanno un'idea della scuola di alberghiera come un punto, proviamo, poi vediamo. Alcuni invece arrivano con le idee ben chiare, come Manuel, che già prima delle medie voleva fare la scuola alberghiera, e la nostra scuola alberghiera, quindi non una qualsiasi. Sebbene gli insegnanti suoi, perché poi andando in viaggio, andando a Rimini, andando a Bergamo, andando a Vicenza, in macchina si parla, e quindi Manuel mi ha confidato che i suoi professori delle medie non volevano assolutamente fare la scuola alberghiera, perché lui, avendo ottimo, doveva fare il liceo. E quindi c'è da sdoganare questo discorso qua, che le scuole alberghiere e le scuole professionali CFP come il nostro sono una scuola di qualità. Certo. E non sono solo per... Lo spieghiamo, perché magari tanti non conoscono questa realtà, che invece è diversa, non è una scuola a sé, è una scuola con... Prego. Quindi la scuola DF di Valdobbiadene è una scuola privata gestita con i fondi della Comunità Europea, i fondi dati dalla Regione Veneto, e i ragazzi vengono gratis come nelle scuole alberghiere. È tutto pagato dalla Regione Veneto, e adesso possiamo dire che è una scuola di qualità, perché se arrivano questi risultati e riusciamo a portare i ragazzi a questi livelli, questo è un esempio, ma possiamo citarne tanti altri nostri allievi hanno fatto anche manifestazioni televisive, hanno fatto tante altre cose importanti, hanno aperto ristoranti, hanno aperto locali, e quindi questo vuol dire che la nostra scuola è una scuola di qualità. Quindi va bene fare il liceo, va bene fare qualsiasi cosa, ma se uno come Manuel ha desiderio, ha la vocazione per la cucina, perché deve fare il liceo? Può fare anche una scuola professionale come la nostra, dove impara un mestiere e avrà un futuro brillante, eccellente, con tutte le sue soddisfazioni. Perché la felicità nella vita è fare quello che uno piace, esatto. È un privilegio. Esatto, specialmente il lavoro. Il lavoro è fondamentale, il lavoro ti piace. Allora, cos'è questa coppa? Spieghiamo. Allora, questa è la coppa che ho guadagnato a Rimini, al seguito a vedere guardate che bella. È stata una giornata molto incredibile, perché è iniziato... All'inizio non sembrava neanche che potessimo entrare in fiera, perché non c'è stato un disguido con i biglietti, quindi abbiamo detto, io personalmente ho detto bene, partiamo già bene, e invece dopo siamo entrati. Ero tra uno degli ultimi che gareggiava, che ero là sulle spine tutto il tempo. Non volevo essere tra i primi, ma neanche tra gli ultimi, essere in mezzo, però ero tra gli ultimi, quindi passa un'ora, passano 2 ore, inizia a arrivare poco prima della gara. Il mio obiettivo era quello di rimanere il più tranquillo possibile, come è stato, perché io ero tranquillo, perché il piatto l'avevo bene in mente, le idee ce le avevo chiare, sapevo quello che dovevo fare,
e quindi ero tranquillo, sapevo che tutto doveva venirmi fuori. Bene. La mia idea era quella, la mia idea sono riuscito a portarla al termine, al compimento quasi perfetto, perché voglio sempre qualcosa in più, però non sono solo stato io a vedere che era venuto buono, i gusti erano bilanciati giusti, ma è stato giudicato anche da una giuria sconosciuta e comunque che è in grado di giudicare, nel senso ha la qualità per giudicare e non è come il professore che può essere di parte ma esterna. Quindi un conto è se uno dice il professore, un conto se uno dice la mia famiglia, ma detto da loro è uno step in più, perché il gusto che vedo io, che vedo il professore, lo vedono anche qualcun altro, lo vede anche qualcun altro e quindi è una grande soddisfazione. Dopo anche aspettare fino al pomeriggio per le premiazioni, è stato sempre sugli spine e tutto. Nell'aria, con il briefing fatto con la giuria, si sentiva che qualcosa era andato bene, però finché non hai la certezza non puoi dire niente. E anche fino all'ultimo secondo abbiamo immaginato avessimo vinto proprio il primo tutto, però alla fine è andata come è andata, quindi il secondo posto è un bellissimo premio, però c'è sempre lo step in più da fare per un futuro. Sei talmente giovane che se anche sei il secondo, io penso che il primo arriverà di sicuro. E i tuoi compagni cosa ti hanno detto? Ecco, come vivete poi? Come vive la squadra questo premio, questi meriti veramente molto importanti? Comunque loro lo vedono anche come soddisfazione comunque per la classe inizialmente e anche più che altro sanno che è una soddisfazione per me e per tutta la mia famiglia comunque, perché sanno che comunque ho fatto le esperienze in vari stellati che comunque per me sono state toste e quindi hanno detto bene, almeno è stato certificato le tue forze, le tue fatiche con un premio che ti sei meritato alla fine, perché tra tutti è quello che ti sei un po' rotto di più le scatole per arrivare a quell'obiettivo e quindi ne vale la pena che l'abbia vinto tu. Quello è quello che viene detto. Allora, intanto penso una ricetta semplice però da dare alla fine della trasmissione, ma semplice però Manuel ti prego, visto che è anche Pasqua, così ti do anche un'idea, ecco, di dare qualcosa, un segnale anche che anche se non andranno nel stellato ci sarà una ricetta che verrà data da Manuel per voi, perciò ascoltate bene, preparate carta e penna perché noi abbiamo anche diversamente giovani che magari potranno fare questa ricetta. Prof, ma le materie prime, l'importanza della materia prima, perché là proprio che si gioca il tutto, la materia prima è fondamentale, si fa fatica a trovare queste materie prime che costano anche parecchio, però se non c'è la materia prima il piatto non esce, non c'è niente, puoi essere bravo finché vuoi, però la materia prima è fondamentale. Prego, prof. Bisogna sapere lavorare, perché le materie prime ci sono tantissime. In Veneto noi abbiamo una ricchezza sul territorio che è incredibile, noi abbiamo materie prime, adesso c'è l'asparago che adesso è il principe della primavera e ci sono asparagi che hanno una qualità incredibile dove si possono fare anche dei dolci per esempio, quanto dolci sono. E quindi lo chef è bravo se utilizza sì prodotti di qualità, prodotti di eccellenza, ma che poi li sa sfruttare fino alla fine senza fare sprechi e saper utilizzare quando c'è la primizia, quando sono freschi, quando sono di qualità. Questo è il segreto, quindi far girare gli ingredienti, far girare la dispensa, il frighi, in maniera tale che non ci sia mai niente che va in deperimento e che si sfrutti fino all'ultimo la materia prima. Con la buccia di asparagi si può fare un brodo per esempio. Sentite? Quindi tutte queste cose qua vanno messe in pratica e ci vuole però dei cuochi che hanno un'esperienza, che hanno una personalità e questa è la linea da seguire per avere... Ma dopo il brodo di asparagi come si usa, prof? Io lavoravo a Bassano su un risotto di asparagi e il risotto di asparagi facevamo solamente con gli asparagi senza usare la cipolla per esempio. Usando il brodo fatto con gli asparagi, lo stesso asparagi cotti alla bassanese, noi facciamo la bassanese con le uova barzotte, la cottura dell'acqua che si chiama per asparagi, facevamo il riso, quindi il riso veniva buonissimo senza mettere la cipolla, perché la cipolla ormai si mette dappertutto, soprattutto in Veneto, no? Però a quell'epoca io mi ricordo non si metteva neanche la cipolla.
Prof, anche lei una ricetta semplice per i nostri, ecco, specialmente sa che io ci tengo ai nostri diversamente giovani, voglio un bene dell'anima, guarda Manuel, che delle volte veramente poveretti, magari con poco ma non sanno, anche se devo dire che loro con poco facevano tanto una volta, ecco, tanto è vero poi che con la pandemia è esplosa la cucina, io non ho mai visto tanta cucina in televisione come dopo la pandemia. Secondo te perché, Manuel, è successo questo? Tutti che fanno ricette, tutti che vanno a mangiare nei ristoranti, prevediamo i piatti, si premiano. Cosa è successo secondo te? Beh, sicuramente la voglia comunque di andare in ristorante usciti dalla pandemia e comunque la voglia di uscire, perché comunque essendo stati chiusi per un lungo periodo ti viene di uscire, di andare a mangiare, di provare cose nuove, almeno personalmente, penso che anche la maggior parte delle persone. E poi provare ricette durante la pandemia sicuramente è stato un modo di passare il tempo e anche comunque di passare del bel tempo con la famiglia, con i genitori, con i fratelli, perché passi del tempo insieme, fai un piatto assieme, quindi tutti mettono qualcosa per un unico obiettivo, quindi è una grande soddisfazione. Cioè lavora tutta la famiglia Lavora assieme. tutta la famiglia, quindi c'è chi prova una cosa, chi prova un'altra e alla fine si raggiunge un obiettivo unico che può essere molto soddisfacente alla fine e quindi quello ha mosso secondo me tanto. Il passare tempo in famiglia può essere, cioè il modo giusto può essere stato quello di passare tra i fornelli, comunque in cucina, quindi... Senti Manuel, è vero però che è anche un lavoro, come diceva il prof, che impegna molto tempo, molto sacrificio, però io vedo che se ci credete non guardate l'orologio, cioè fate, lavorate, cercate di dare il massimo. Ecco, come vedi la situazione? Perché anche il prof diceva non è facile trovare ragazzi, trovare camerieri, trovare cuochi, anche se a un certo livello siete pagati anche molto bene, perché bisogna anche dirlo, che quando parliamo di stellato parliamo anche di cifre diverse. Ecco, cosa c'è allora che manca in questi ragazzi, a molti che non hanno più voglia di mettersi in gioco, proprio per il sacrificio, oppure anche a mio avviso la paura di non riuscire ad arrivare? Allora mi tolgo prima, vado da un'altra parte perché ho paura di non essere all'altezza. Prego. Beh, sicuramente un fattore che non fa scegliere il nostro settore è sicuramente il discorso orari e quindi comunque sei impegnato festa in opera, come diceva mia nonna. Sia nella festa, sia quando gli altri lavorano, sia quando gli altri sono in ferie, tu sei a lavoro, cioè nelle festività tu sei sempre a lavoro, sabato e domenica sei a lavoro, i tuoi amici escono, vanno in giro, la tua famiglia comunque fa festa e tu sei là in cucina, però almeno a me non pesa perché faccio quello che mi piace, vedo quello che faccio, vedo che piace, ho soddisfazioni su quello che faccio e quindi non sento il peso e la fatica. Anche fare 14 ore al giorno magari, c'è chi dice no, piuttosto scelgo una via più facile, ne faccio 8 e raggiungo lo stesso obiettivo. No, perché se tu fai 13 ore le fai per un motivo, perché tu vuoi raggiungere un obiettivo più alto secondo me. Perché se tu sei sindacale sulle 8 ore, c'è da fare qualcosa in più, ti fermi mezz'ora in più, c'è da provare una cosa nuova, ti fermi 2 ore in più, non hai quel livello in più secondo me. Cioè se tipo io mi dicono finisci alle 11 e c'è ancora, come diceva il prof, tutta la cucina da pulire, c'è lo chef che sta provando piatti nuovi, anche il collega che ha difficoltà con fare della roba perché è indietro, ha tanta roba da fare, no, io non prendo e vado a casa, io mi fermo là, gli do una mano. Supporti la squadra Supporto la squadra assolutamente e che tanti secondo me non sono disposti a fare perché è più facile uscire alle 11 e andare a fare festa banalmente, gente della nostra età, che stare là al lavoro fino alle 2 di notte. Fino alle 2 di notte per cosa? Per prendere magari gli stessi soldi. Secondo me i soldi, se ti piace quella passione, passa un po' in secondo piano. Secondo me, almeno io la vivo così. Ti senti intrigato, perciò sì. Rimani là, rimani con la squadra perché è quello anche un divertimento. Sì, perché lo vivi proprio, perché dopo se tu passi un lungo periodo comunque con una squadra diventa la tua seconda famiglia. Almeno io l'ho provata così. Inizi a prendere un bel rapporto, più che un rapporto lavorativo diventa un rapporto di amicizia, quindi oltre che al lavoro, quando esci dal lavoro sei un amico più che un collega. E quindi anche al lavoro si inizia a scherzare, si inizia sempre nei determinati momenti, perché sicuramente non sempre si può scherzare ovviamente, però lo vivi in un modo diverso, lo vivi con una serenità, con una tranquillità diversa, piuttosto che fare 10 ore tutto in silenzio, nessuno che parla,
lo vivi in un modo diverso, almeno io la vivo in un modo diverso, piuttosto che stare là a fare la battuta, parlare degli affari anche personali. È un'altra realtà. Allora, prof, diamo questa ricetta, vediamo che ricetta dà il prof. Una cosa veloce, poi sentiamo anche la ricetta di Manna. Prego, guardi, prendete carta e penna, mi raccomando. Abbiamo appena fatto la festa della donna, quindi io farei una ricetta dedicata alle donne. Guardi là che la stanno guardando, prof. Una tagliatella mimosa, quindi una base, un fondo di asparagi saltati con la cipolla. Ricordiamo che gli asparagi bianchi è meglio mettere un po' di acqua in cottura, altrimenti diventano gialli. Quindi saltiamo un po' di asparagi di 12 minuti tagliati a pezzettini con la cipolla, dopodiché cuciniamo le tagliatelle le spadellaiamo con un po' di burro, un po' di formaggio grana e sopra ci grattugiamo l'uovo sodo in modo tale che l'uovo sodo cadendo nella pasta formi questo effetto mimosa. Lo grattugiamo? L'uovo sodo grattugiato. Quindi questa è una ricetta semplice che tutti possono fare, dedicata alle donne. Bella, mi piace sta ricetta, la proverò. Sentiamo Manuel che ricetta ci dai. Allora, io confronto quella del prof, sempre di un prima, una ricetta leggermente più complessa. No, tanto Manuel, ti prego. No, leggermente, giuro. Allora, anch'io il risotto agli asparagi, essendo periodo comunque pasquale. Come diceva il prof, io allora si pulisce gli asparagi con una parte, vado a cucinarli in padella con un po' di olio, spadellati, un po' di acqua fino a portarli a cottura, poi li frullo e faccio una crema che dopo ci andrò a mantecare il risotto. Con tutti gli scarti, le bucce, il fondo dell'uovo ci vado a fare un consumè che non è altro che un brodo di asparago fatto con il pari peso di buccia e scarto di asparago e di acqua e portato a bollore. Appena arrivato a bollore va spento e fatto riposare e poi filtrato, che viene, tu cucinando il riso con quel brodo, piuttosto che cucinarlo con un brodo vegetale, lo inizia già a sapere d'asparago il risotto. Quindi allora, preparato il brodo di asparago, preparato la crema di asparago, inizio a cucinare il riso, inizio a tostarlo, fino a che mi scotto la mano, perché mi hanno insegnato che è il livello giusto in cui va tostato. Poi c'è chi lo sfuma e chi no, io di solito non lo sfumo, quindi lo bagno direttamente con il brodo e lo porto a cottura. Quando è a metà cottura circa inizio ad aggiungere a gusto la crema di asparago e l'aggiusto di sale e pepe in base al gusto. Poi alla fine vado a impiattarlo e lo vado a mantecare con del burro ghiacciato e dell'olio Evo della zona e dopo lo vado a impiattare. Io per l'impiattarlo in ristorante, dopo comunque a casa, andrei a concluderlo con magari degli asparagi bolliti a cubettini sopra e dopo per dare comunque uova e asparago è sempre paragonato, sempre un duo vincente. Sopra ci andrei a grattugiare l'uovo marinato con sale e zucchero. Io grattugiare l'uovo è la prima volta che lo sento. Dovrò venire a scuola forse un pochino perché... Sentiamo Giusy, un minuto scarso, vai! Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Intanto faccio i complimenti ai due signori. E poi volevo dire al Presidente, io guardo alle volte i chef in televisione che stanno lì con le barbe lunghe, con i baffi, con i capelli lunghi, tutti sciolti, ma è così che si fa, perché io se vado al ristorante che trovo queste persone che mi portano in tavola, così non vado neanche a mangiare. Basta Giusy perché non ho più tempo, se no non riesce a risponderti il prof. Grazie Giusy. Prof. È la guerra che portiamo avanti tutti i giorni noi a scuola, cioè senza capelli corti, senza barba, poca barba o curata, e mani pulite, unghie pulite, senza piercing, senza braccialetti, senza anelli. È una sfida, è una battaglia che noi assistiamo e va fatta tutti i giorni comunque. Anche perché l'impostazione che tu hai è diversa, come dice anche Giusy, da vedere uno magari con la barba lunga, i capelli lunghi. Sì, ecco, guardate che belli sono invece i miei ospiti questa mattina. I chef televisivi, tipo chef che hanno la barba, i capelli come Borghese e altri, ormai in cucina non ci sono più. Per cui, è l'immagine solo in quel momento. Sono delle immagini. E soprattutto il cappello. No, io veramente quando gli ho il cappello lo adoro, veramente. Allora, come salutiamo invece la squadra di Assocuochi? Io l'ho avuta ospite, veramente grazie. Ecco, come vuole salutare questa squadra meravigliosa che insegna a questi ragazzi a diventare i numeri uno, prof? Infatti il concorso viene organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi, che fa parte anche a Assocuochi Treviso, che è la squadra provinciale.
Adesso lo stiamo facendo tesseramente, quindi se qualcuno vuole iscriversi, anche le signore, gli amatori possono iscriversi come sostenitori, anche se non sono cuochi, e lì facciamo tante attività, quindi volontariato, il Tiramisù Day, facciamo tante manifestazioni di beneficenza come quelle che abbiamo fatto insieme. A Villa Margherita. E quindi noi cerchiamo di, attraverso la cucina, che è una metafora di vita, dove è una palestra dove si impara tante cose, cerchiamo di portare la solidarietà e la professione in giro per il mondo. Sempre grazie, veramente grazie al professor Alcide Candiotto, grazie a Manuel Bregiolin di essere stati con noi, ci ha dato anche queste ricette, provatele, e adesso andiamo con veramente la poesia di Mirella e la Costituzione italiana. Grazie, buona domenica, sentiamo la Costituzione e la poesia. Tanti ospiti, tante storie di vita anche questa mattina, questo sabato. Adesso concludiamo questo sabato come al solito leggendo la Costituzione e poi la poesia di Mirella. Allora, eravamo arrivati alla Costituzione all'articolo 96. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e di Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con la legge costituzionale. Articolo 97. Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione. Se sono membri del Parlamento non possono conseguire promozioni se non per anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero. Avete capito? Articolo 99. Gli organi ausiliari. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, di esperti, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. È organo di consulenza delle Camere del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuiti dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi e dentro i limiti stabiliti dalla legge. Ci fermiamo all'articolo 99. La Costituzione è molto chiara ed è anche molto importante, ma mi sa che qualcuno ha deviato. E adesso leggiamo la poesia di Mirella. Ho scelto questa poesia, sempre dal libro Per tutti riva sera di Danilo Mason, che ha scritto delle poesie bellissime a mio avviso. Quando manca il cuore, non basta essere forti, un fisico bestiale, ver dentro tante buone e belle qualità. In campo bisogna dare un segnale, se vince o se perde in umiltà. Per arrivare insieme sui punti del contatto, tutti da sapere sempre cosa fare. Solo in sta maniera arriva il risultato, per nessun motivo se ha da moiare. Per andare in campo non basta maglietta, i centimetri o i chi non fa differenza. Tutti insieme si attribuisce tirando a caretta, come fosse solo una testa che pensa.
Rispetto non vuol dire ver paura, con Dio con orgoglio, passione e suore, ma delle volte a partire se più dura, con se gioga senza mettere il cuore. Ciao, buona domenica!